Vieni qua. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta nelle municipio, se città la testa, dove la vittoria, le porca la chioma che schiava, Dio ma, il Dio la creo. Fratelli d'Italia, l'Italia si destra e nel municipio si cinta la testa, dove è la vittoria, le porca la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Strisciacci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Strisciacci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Inevitabile, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antena 3, inevitabile partire da qui e da una notte davvero magica per il nostro paese, un segnale importante non solo dal punto di vista sportivo, il trionfo degli azzurri che diventano imperatori d'Europa, i leoni di Wembley, i leoni d'Europa che hanno sconfitto i rivali dell'Inghilterra, e il calcio è tornato a casa, sì, ma è tornato a casa dell'Italia. Avete visto un formidabile Chiellini, uno spettacolare Gigio Donnarumma, sono state emozioni condivise da buona parte degli italiani, tanta la gioia anche in Veneto, ma queste immagini di gioia sono diventate presto immagini che stanno facendo discutere per i motivi noti e per i motivi che ci siamo detti in tutti questi giorni. Si dovevano evitare scene di assembramento, invece scene di assembramento sono state viste come in tutte le principali città del Veneto, da Treviso a Padova, Venezia. A Venezia tra l'altro c'è un ultimo ora, è stato trovato un uomo morto in un canale, ma fra poco ci collegheremo anche con Venezia. Ma partiamo dal racconto della notte magica, ma forse pericolosa se guardiamo al contagio, vissuta da Treviso. C'era per noi Lucio Zanato che è in collegamento telefonico. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Allora sì, è stata una notte magica, possiamo dire, ma anche tragica, fatemelo dire, perché diciamo sono i due volti di ieri notte. Cominciamo con la notte magica, nel senso che la vera sofferenza, diciamo, anche a Treviso era palpabile, perché io mi sono mosso quando siamo arrivati ai supplementari, e devo dire che ho trovato una città diciamo quasi pre-lockdown, nel senso che non c'era veramente nessuno sulle strade, e chi proprio non è rimasto a casa, seguendo anche le nostre indicazioni, gli appelli che sono passati attraverso il nostro telegiornale, era in piazza con o il telefonino o il tablet a seguire la partita, tutto con un'aria veramente sospesa. Dopodiché, quando poi c'è stato il rigore sbagliato da parte degli inglesi, che Giancarlo Gentilini definirebbe la perfida albione, è scoppiata la festa, ed è scoppiato
tutto nel vero senso della parola, perché se adesso state vedendo le immagini, certo. Si è cominciato, proprio è stato un fiume che piano piano è andato ad ingrossarsi, i vari affluenti erano le strade cittadine, la gente usciva dalle case, arrivava da fuori, si è cominciato a vedere un po' di gente in Piazza dei Signori, poi da Piazza dei Signori a Calmaggiore, perché l'appuntamento era davanti al Duomo e lì c'è stata per certi versi l'apoteosi del tifo, per certi versi invece purtroppo secondo me una cosa che pagheremo nel corso del tempo. Io spero francamente di no, però devo dire le scene che ho visto ieri sera fino alle 2:30, 3 del mattino erano tutt'altro che gradevoli sotto il profilo sanitario, diciamocelo chiaramente, perché la gente aveva proprio mollato i freni, soprattutto tantissimi giovani, perché quelli che ho visto io in piazza Duomo, ma anche in Calmaggiore, ma anche lungo le vie, cercando di fare 2 volte il giro della città, erano tutti giovani e giovanissimi, purtroppo quasi tutti, la stragrande maggioranza, diciamo così, perché qualcuno comunque si è portato la mascherina, gli altri erano tutti senza mascherina. Lasciamo perdere, diciamo così, la quantità di alcol che stava girando, perché bottiglie credo stamattina Contadina ne abbia tirate su davvero, davvero tante, qualche piccolo episodio ma niente di che, di vandalismo, ad esempio i bagni chimici che erano stati messi per la Corina Rosa, per la Televisione Rosa, sono stati, uno addirittura è stato buttato a terra, cioè proprio scaraventato, spostato. Però queste sono cose dei metri. Il vero problema che secondo me poi si traducerà sicuramente in ulteriore lavoro per i nostri sanitari è l'assembramento, perché veramente tanta gente, tantissimi giovani, tutti quanti accalcati, le immagini insomma raccontano molto meglio delle mie parole. Le immagini, quello che è successo. Lucio, che hai girato, le tue immagini e quelle di Marco Gagliazzo, che ringrazio, sono davvero evocative. A proposito di giovani... Poi volevo dirti un'altra cosa, che poi c'è stato anche il carosello delle auto che sono scivolate lungo la città, ma lì ci può anche stare. Un plauso alle forze di polizia, sia per quanto riguarda la polizia municipale che ha gestito, diciamo così, il transito, cioè ha cercato di far defluire questo fiume interminabile di auto senza creare incidenti, senza creare problemi ai vari, perché poi ho visto di tutto, ho visto gente in motorino, in bicicletta, distragare in mezzo alle macchine, quindi diciamo che il movimento senza freni era nel vero senso della parola. Lo stiamo proprio vedendo, abbiamo le immagini dei vari caroselli. Lucio, a proposito di giovani, questa mattina tu ti trovi a Mogliano per un'importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e i giovanissimi, è così? Sì, esatto, lo racconteremo questa sera meglio nel corso del telegiornale. Comunque i carabinieri di Mogliano hanno portato a termine una importante azione di repressione per quanto riguarda lo spazio di stupefacenti in una zona che sentiremo poi anche il sindaco Bortolato potremmo definire degradata di Mogliano, cioè l'ex piscina dei Rarinantes, ora chiuse. Lì c'è il parcheggio, è un parcheggio abbastanza appartato, fra virgolette, dove da tempo è luogo di spaccio soprattutto. In questo caso c'erano 2 macchine nella serata di venerdì, 2 macchine sospette. Durante il giro di ronda di una delle pattuglie dei carabinieri hanno notato queste auto, si sono avvicinate, hanno proceduto alla perquisizione, che ha portato alla luce oltre mezzo chilo di hashish e poi sotto alla leva del cambio, pensate un po' voi, inserita all'interno della leva del cambio anche diverse palline di cocaina. E il comandante mi raccontava, ma lo racconteremo meglio questa sera, che la droga è assolutamente uno dei problemi non solo della provincia di Treviso ma anche di quella di Venezia, tanto è vero che 3 ragazzi, sono tutti ventenni, tutti 20, 21, 22 anni, i 3 assuntori vengono dalla provincia di Venezia, di 2 moglianesi, uno di 2 adesso è arrestato con l'accusa di detenzione a fine di spaccio, perché anche a casa hanno trovato del materiale oltre al bilancino di precisione e quant'altro. Insomma, è questa un punto sera entreremo nei dettagli. Lucio, grazie davvero, grazie per questo tuo racconto, soprattutto per immagini. Grazie a Lucio Zanato, lo ritroveremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Ma rimarrei ancora sulle immagini di Lucio Zanato. Ecco, queste sono particolarmente significative, riguardano sempre il centro di Treviso, dove appunto ci sono stati momenti di, se vogliamo, anche di preoccupazione, perché
quando c'è così tanta gente il rischio è sempre dietro l'angolo. Tra l'altro a Venezia, non so se abbiamo già Filippo Fois in collegamento telefonico, non ancora. A Venezia, come vi dicevo, è stato ritrovato questo corpo, quest'uomo in un canale. Non è da escludere che ci sia un collegamento proprio con il clima di festa, con i festeggiamenti. A quanto pare è stato ritrovato in costume da bagno. Però non c'è stata solo la festa sregolata, ci sono stati anche, ecco, c'è Filippo Fois, mi dicono, perfetto. Allora andiamo subito a Venezia con Filippo Fois per parlare di questo che è un vero e proprio giallo. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Al momento è ancora un giallo, ci auguriamo naturalmente di riuscire a risolverlo e di darvene notizia nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Come forse saprete già, in mattinata è stato rinvenuto il cadavere di un uomo che galleggiava su un canale nel sentiere di San Polo. Siamo in una zona che si trova tra Campo San Polo, che è uno dei campi più grandi di Venezia, e Campo Sant'Apponal, piuttosto vicini anche al ponte di Rialto, giusto per intenderci. Durante la notte l'uomo è stato ritrovato senza vita. Sono in corso in questo momento le operazioni di identificazione, operazioni piuttosto complicate per il fatto che l'uomo non solo non aveva documenti con sé, ma al momento dell'avvistamento in acqua stava galleggiando indossando un costume. Da quanto ci è dato sapere non c'erano segni di violenza, per cui è probabile che quindi sia per il fatto del costume da bagno che per il fatto che non ci fosse violenza in acqua ci fosse finito volontariamente. Questo fa pensare che si tratti, ma naturalmente continuiamo a ribadire che siamo ancora nel campo delle ipotesi, di una tragedia che si è verificata nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia al campionato europeo di calcio. Al momento sul posto è intervenuta la polizia, per cui è in fase di identificazione sia l'uomo che poi anche, se non erro, è stata disposta anche l'autopsia sul corpo, comunque per avere maggiori dettagli che speriamo di offrirvi anche nelle prossime edizioni del telegiornale. Ci aggiorniamo anche nel corso di questa diretta del mezzogiorno. Buon lavoro quindi al collega Filippo Fois da Venezia. Continuiamo il nostro racconto di questa notte magica ma anche problematica per certi versi. In attesa di collegarci con il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, abbiamo anche Valentina Visentina da Padova. Valentina, buongiorno, com'è andata a Padova? Sì, è stata una serata, una nottata di festa anche a Padova, caroselli in giro per la città. Al punto più un po' vivo della festa ovviamente Prato della Valle, dove si sono ritrovati migliaia e migliaia di tifosi che cantavano Notti Magiche, ma anche l'Inno d'Italia o Poporo, insomma clacson in tutte le strade della città, lo vedete nelle immagini, con i clacson. Insomma, le persone che hanno veramente invaso la città per questa festa, che ha coinvolto ovviamente anche le piazze, non si sono registrati particolari problemi, tutto era sotto controllo delle forze dell'ordine, perché c'era stato messo in campo proprio un dispositivo massiccio previsto dalla prefettura e dalle forze dell'ordine, quindi insomma una festa che tutto sommato è stata gestita e giustamente riportato in piazza le persone per festeggiare l'Italia e qualche fumogeno che è stato acceso in Prato della Valle, ma tutto sommato una festa molto ordinata, anche se è durata fino a tarda notte. Intorno alle 3 del mattino ancora si sentivano qualche clacson in città. È andata avanti a lungo, è stata non solo una notte magica ma per alcuni anche una mattinata magica. Tra l'altro vedo che dietro di te sta passando la polizia, non so se per caso... Perché no, tutto perché alle mie spalle, io sono a Palazzo Moroni e alle mie spalle, nella sala centrale di Palazzo della Ragione, ci sarà una firma importante per la città di Padova, che è la permuta dell'area dell'ex
caserma Prandina che dal demanio passerà al comune, con l'area di Vianelli che invece dal comune verrà ceduta al demanio per costruire la nuova questura, quindi tra poco ci sarà questa firma importante. Si tratta di un progetto di riqualificazione urbanistica sentitissimo e attesissimo dalla città. Che ridisegnerà proprio anche la città. Padova, tra l'altro Valentina, Padova è anche al centro dei riflettori del gossip nazionale, non solo perché è nata praticamente in concomitanza con la vittoria dell'Italia agli europei, la secondogenita di Belen Rodriguez a Padova. Infatti, raccontaci un po'. Padova è anche al centro del gossip perché allora, era attesa, si sapeva che Belen avrebbe partorito a Padova perché nelle scorse settimane era stata avvistata dal Barella, dove l'isola in provincia di Rovigo, dove stava trascorrendo le ultime settimane di gravidanza, ed era seguita da alcuni ginecologi della clinica ginecologica dell'azienda ospedaliera, dove andava a fare i monitoraggi. Quindi insomma si sapeva che la bambina però è nata proprio mentre l'Italia stava vincendo agli europei, e anche il messaggio pubblicato dalla Showgirl a poche ore dalla nascita della piccola Luna Marie è detto una notte davvero indimenticabile, qualcuno è nato adesso, e insieme anche la grande vittoria dell'Italia agli europei. La bimba appunto si chiama Luna Maria, la secondogenita di Belen, che ha già un figlio, Santiago, nato dalle nozze con Stefano Di Martino. Luna Maria invece è la primogenita del compagno di Belen, Antonino Spinalvese. Tra le altre cose, note di colore, Padova comunque una città nel cuore di Belen, perché ai tempi della love story con Stefano Di Martino la Showgirl era stata avvistata sui Colli Euganei perché sembrava che la chiesa che doveva ospitare inizialmente il matrimonio fosse proprio sui Colli Euganei. Poi questo matrimonio è stato fatto altrove, ma insomma adesso la nascita della piccola qui a Padova testimonia questo legame con il Veneto e con Padova della Showgirl. E Valentina, Padova non si fa mancare nulla. Niente, noi abbiamo tutto, gossip, feste, tutto. Bene, allora Valentina ti ringrazio, so che sei chiamata al tuo impegno in comune per questo importante progetto strategico per la città del Santo. Buon lavoro quindi a Valentina Visentin e ai colleghi della redazione padovana. Come avete visto ci sono stati momenti di festa anche a Padova, ma la situazione è rimasta sotto controllo. Ma non ci sono soltanto le grandi città che hanno festeggiato, abbiamo festeggiato un po' tutti, hanno festeggiato parecchio anche a Zero Branco, è così sindaco Luca Durighetto, buongiorno. Buongiorno, certo, assolutamente, come in tutta Italia, era una vittoria che aspettavamo tanto ed è arrivata. Ecco, perché è proprio Zero Branco? Perché Zero Branco è stato tra i comuni, tra virgolette, poi ne parliamo, ribelli della Marca, ha installato ugualmente in piazza il maxi schermo, nonostante vi fosse l'invito della prefettura a evitarlo. Diciamo che ci sono stati diverse linee da parte dei primi cittadini della Marca, e non solo nella Marca, perché è un copione che si è visto un po' in tutta Italia. Perché, sindaco, lei ha deciso di fare ugualmente il maxi schermo? Abbiamo anche le immagini, tra l'altro. Beh, allora la prefettura diciamo che invitava, come è giusto che sia, ogni sindaco a valutare nel proprio territorio quelle che potevano essere le situazioni e quindi anche a capire se ci sarebbe stata o meno la possibilità di trasmettere la partita. Noi tra l'altro avevamo fatto vedere tutte le partite, sempre con una situazione che fosse gestita e sotto controllo. Diciamo che il nostro target erano soprattutto bambini e famiglie, quindi eravamo anche agevolati da un punto di vista di controllo e di rispetto delle regole. Poi l'accezione ribelli, come diceva prima lei, insomma, è stata appioppata in maniera secondo me esagerata, nel senso che, come è giusto che sia, la prefettura ha detto ai sindaci: avete la responsabilità del territorio, voi conoscete il territorio, voi sapete se nel vostro territorio qualcosa è possibile o non è possibile. Poi è chiaro che le piazze più importanti, come possono essere quelle dei capoluoghi o delle cittadine più popolose, come può essere Mogliano, Castelfranco, si prestino anche ad festeggiamenti alla fine della partita con un numero di persone
abbastanza alto. Da noi questa cosa non c'è stata, ma non è mai stato così, e quindi noi eravamo un po' confidenti, ecco, di poterlo fare in estrema sicurezza e in estrema tranquillità. E dopo la partita ci sono stati caroselli, C'è stato un festeggiamento da parte delle persone presenti in piazza, qualcun altro è arrivato, ma assolutamente tutti distanziati, con la mascherina. Tra l'altro devo dire una cosa: noi non abbiamo neanche avuto la necessità di fare appelli durante la serata per il rispetto delle regole. Devo comunque, per merito, ringraziare il nostro responsabile della protezione civile, che è stato presente assieme ai volontari e che ha dato tutto il supporto necessario alla popolazione, come la nostra polizia locale, che è anch'essa presente, e i carabinieri, nella persona anche del comandante, del luogotenente Pulina, perché ci hanno dato la serenità e la tranquillità di poter svolgere la serata senza che ci fossero intoppi. Quindi da questo punto di vista ognuno sapeva che doveva rimanere seduto e tenere la mascherina. Quando si alzava, mascherina, ci si poteva comunque muovere nei locali limitrofi. Devo dire che il rispetto delle regole c'è stato, senza la necessità di ricordarle a nessuno. E tra l'altro qui abbiamo un'immagine dall'alto che rende l'idea di questo maxi schermo, comunque di questa piazza ordinata. Perché insomma Sì, mi pare che ci fossero tutte le misure di prevenzione, i distanziamenti, tutti seduti. Sì, assolutamente. In questa immagine poi, come vedete, le sedie erano addirittura diradate, poi se ne è aggiunta qualcuna, però diciamo che la distanza minima e il rispetto, come dicevo prima, è partito e c'è stato da parte dei cittadini. Noi non abbiamo dovuto fare nessun tipo di intervento. Senta Sindaco, lei in questi mesi ci siamo sentiti molte volte, è sempre stato tra i primi cittadini maggiormente sul pezzo, quindi anche appelli alla responsabilità, non ha mai fatto mancare la sua presenza anche in termini di informazione e di sensibilizzazione. Questa volta, se non sbaglio, lei lo ha scritto anche in una comunicazione ufficiale, ovvero dobbiamo guardare anche alle attività commerciali, quindi sia alla responsabilità sia al maxi schermo. Perché? Perché c'è anche un tessuto socio-economico commerciale da difendere sostanzialmente. Assolutamente sì, diciamo che noi come amministrazione, insomma, con quella comunicazione abbiamo voluto ricordare a tutti che è giusto ritornare a vivere, ritornare a riempire gli spazi che sono propri nostri, quindi le piazze, le parrocchie e le vie pubbliche, ma dobbiamo sempre ricordarci che le nostre azioni, soprattutto in questo momento, hanno una ricaduta anche su chi poi deve lavorare e con il proprio reddito deve magari mantenere la famiglia, deve pagare le tasse e deve avere la possibilità di vivere. Nel caso specifico poi qua a Zero non c'era solo il maxi schermo in piazza, c'era anche il maxi schermo messo a disposizione dalla parrocchia e c'erano anche dei maxi schermi esterni nei plateatici autorizzati da parte delle attività di ristorazione. In tutti questi casi la polizia locale e i carabinieri ieri sera hanno vigilato costantemente e quindi diciamo che la possibilità di organizzare una manifestazione del genere in piazza, come si vede con un numero assolutamente ridotto e contingentato di persone rispetto agli anni precedenti, è stata data anche dal fatto che c'erano più maxi schermi ai quali potersi rivolgere e ognuno di queste postazioni permetteva quindi la visione in totale sicurezza e con un numero di persone che non eccedesse quello che lo spazio consentiva. E come diceva lei prima, giustamente, io nel vedere le immagini che avete mostrato poco fa, oltre a pensare agli operatori sociosanitari che per 1 anno e mezzo si sono spesi e ancora oggi si stanno spendendo per permettere a ognuno di noi, anche a chi è colpito dal virus, di provare a sopravvivere e di mantenersi insomma in vita e in salute, a me viene anche da pensare che gli effetti negativi che potrebbero esserci da quelle situazioni poi ricadrebbero anche nei ristoratori, nei commercianti e nelle attività produttive che invece sono il tessuto pulsante del nostro territorio. E questo è un quadro, un mosaico che per il momento non trova una facile composizione, perché c'è questa variante Delta che pende come una spada di Damocle e il contagio è in aumento anche in questi giorni.
Certo, infatti da questo punto di vista dobbiamo ricordarci che la possibilità di scelta che è stata assegnata a ognuno di noi, per esempio rispetto alle vaccinazioni, è una possibilità che ognuno deve valutare in maniera assolutamente complessiva, in un'ottica di beneficio anche pubblico, e poi sul mantenimento e il rispetto delle regole di base. Oramai, e ieri sera io ne ho avuto non solo la percezione ma la conferma, oramai i ragazzini di 15-16 anni che noi siamo sempre abituati a considerare come quelli meno attenti o meno disposti alle restrizioni, invece ieri sera hanno rispettato le regole nel dettaglio senza la necessità che nessun adulto andasse a ricordargliele. Ecco, e questo è molto importante, e forse anche la riprova che poi nelle comunità più piccole, anche se Zero Branco non è piccolissimo, nel senso è un centro importante, ma non è certo una città capoluogo, forse è più facile anche monitorare determinate situazioni e dialogare anche tra le diverse generazioni. A Treviso abbiamo visto scene diverse. A tal proposito lancio con lei, Sindaco, il sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di prima serata in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Feste e caroselli per l'Italia. Ora vi spaventano i contagi? Questo quindi è il sondaggio calato proprio sulla realtà di queste ore. Se sì, vi spaventano 0422 1626 691, se no non vi spaventano, il numero è quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è totalmente gratuita. Se sentite occupato non preoccupatevi, è normale, il nostro cervellone centrale registra tutte le vostre telefonate, sono sempre migliaia, diteci la vostra anche in questo caso. Lei, Sindaco, velocissimamente che cosa risponderebbe? Sì o no? Io credo che risponderei di sì in questo momento, soprattutto vedendo le immagini. E questo mi sa che è un po' il sentore di tutti, è un'emozione contrastante. Da un lato la gioia per un risultato sportivo che va al di là del risultato sportivo, perché usciamo da un periodo che ci ha prostrato, è inutile dirlo, però insomma allo stesso tempo c'è questa variante, ci sono ancora troppe preoccupazioni. Grazie Sindaco Luca Durighetto, grazie davvero, buon lavoro. Anche a voi. Arrivederci Sindaco. Tra l'altro questa sera non c'è soltanto il sondaggio a Ring, ma c'è anche un parterre di tutto rispetto. In apertura Beppe Dossena, il grandissimo ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo, che parlerà ovviamente, dirà la sua sul campionato d'Europa. Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni, che è speaker dell'opposizione in Consiglio regionale, Marco Bonet, che è collega del Corriere del Veneto, ma interverrà anche l'assessore alla sanità della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin, perché bisogna capire in quale direzione sta andando questo contagio e quanto c'è da preoccuparsi. Fra poco andiamo in pubblicità, c'è Zaia che abbiamo intercettato pochissimi istanti fa a Cavallino per un'importante inaugurazione e tanto altro ancora. A fra poco.
Presidente, oggi l'inaugurazione di questa Casa della Pesca, era anni che si stava cercando di arrivare a questa giornata ed è arrivato il taglio del nastro. Beh, direi di sì, anche con un bel risultato, visto il lavoro che è stato fatto, bravi i nostri pescatori, le cooperative, brave anche le istituzioni, insomma è un lavoro di squadra che rende risultato. Qui arriva il pescato della piccola pesca, entra, viene stoccato e c'è anche una parte, diciamo, ai cittadini per la vendita, diciamo, al minuto oppure per la consumazione direttamente in loco. Lei ha voluto dare qui la sua presenza oggi perché lei si è sempre occupato di pesca già dai tempi di quando era ministro. Assolutamente sì, soprattutto sono stato il ministro che si è occupato della piccola pesca, la pesca entro i 3 miglia, la pesca identitaria, della biodiversità, la pesca della tradizione, della storia. Insomma, la pesca deve essere sostenuta fino in fondo, anche l'altra pesca, su questo non ci piove, però ricordiamo che la piccola pesca è tipica dei nostri territori. Ecco, ci sono state varie proteste negli ultimi mesi proprio da parte dei pescatori, l'abbiamo visto, c'è stata una protesta anche in Laguna. Il Veneto come si sta ponendo nei confronti delle direttive dell'Unione Europea? Ma che purtroppo è una madre tiranna, io l'ho vissuta sempre da Ministro dell'Agricoltura quando andavo ai consigli dei ministri europei, lì si discute il futuro di famiglie, di territori, di paesi, di regioni, di nazioni, semplicemente valutando non in maniera seria molti aspetti. Ad esempio, pensate solo, immaginate solo il tema della piccola pesca portato in un tavolo comunitario dove siamo noi gli unici ad avere questa caratteristica della piccola pesca, e molto altro ancora. Penso a tutto quello che sono le quote poi di pesca. I pescatori hanno ragione, noi dobbiamo difendere le nostre marinerie, sono marinerie importanti come quella del Cavallino, insomma, di questi territori, quella di Caorle, di Chioggia, insomma noi abbiamo tradizione di pesca e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Presidente, oggi ha una giornata importantissima proprio per tutto il Paese dopo la vittoria di ieri sera. Dopo 53 anni, se non sbaglio. Beh, è stata una bella vittoria, penso che si siano visti anche i risultati. Bella la festa, però io spero che non abbia esiti sotto il profilo del contagio, perché comunque sono fortemente preoccupato di questo. Abbiamo un sacco di contagi che sono asintomatici, quindi questo è un dato positivo. Non stiamo ricoverando persone vaccinate. Però è pur vero che dico ai ragazzi, dico ai giovani, che sono quelli che in questa fase, in questa quarta ondata si infettano di più, dico a loro attenzione, voi resterete sicuramente nella quasi totalità asintomatici, ma rischiate di essere dei vettori magari per i genitori che sono degli adulti piuttosto che per i nonni anziani o qualche persona che è su d'età e non può permettersi di prendere questa variante Delta perché magari non è vaccinata. Quindi da un lato l'appello all'attenzione, dall'altro l'appello alla vaccinazione, perché comunque la vaccinazione sta funzionando. Noi continuiamo a vaccinare, se avessimo più vaccini vaccineremmo molto di più. La verità è che anche oggi abbiamo fatto 47.000 dosi nelle ultime 24 ore, potremmo farne almeno 100.000, ma non abbiamo vaccini. Ecco appunto, per quanto riguarda le forniture che dovrebbero arrivare, la situazione qual è? È quella che io denunciavo a gennaio, e quando tutti mi dicevano che facevo polemica per nulla, adesso si vedono i risultati. Se noi avessimo avuto non quel contratto vergognoso europeo, ma avessimo avuto un po' un approvvigionamento diretto come hanno fatto altri paesi, penso Israele, la Germania, la Gran Bretagna e molti altri paesi, avremmo oggi già vaccinato tutti i nostri cittadini con una vaccinazione, una campagna vaccinale volontaria che langue in questa fase estiva, perché comunque molti che vogliono vaccinarsi dicono ma tanto mi vaccino in autunno, non ha senso che mi vaccini adesso. Invece voglio ricordare che addirittura ci sono già degli scienziati che su pubblicazioni scientifiche cominciano a dire che probabilmente il vaccino e quindi la risposta anticorpale dura di più di quello che si pensava. Si parla anche di anni, c'è chi ha ipotizzato anche che possa durare anni. Presidente, cambiando argomento, è stata una settimana molto importante per la città di Venezia che ha ospitato il G20, la sicurezza è stata garantita, non ci sono stati particolari disagi, diciamo che si è chiusa anche bene la giornata di sabato con la protesta di tutti gli attivisti ed è stata presa anche una decisione importante, quella sulla tassazione delle multinazionali. Beh, partirei dalla risoluzione, no? Ogni summit si deve tradurre in una risoluzione.
Allora, tutti i partecipanti del G20, che sono i paesi più rappresentativi al mondo, hanno deciso di tassare le multinazionali e questo è già un grande passo in avanti. Dall'altro voglio ricordare e fare il mio applauso alla Prefettura di Venezia, alle forze dell'ordine, al Ministero, insomma a tutti quelli che hanno lavorato perché siamo riusciti a gestire un G20 con una città aperta. Sarebbe stato fin troppo logico pensare all'area marciana zona rossa, a fare tutto quello che abbiamo visto in TV per anni. Noi siamo riusciti a gestire un G20 con una città dove i bambini ricorrevano per le calli, per i campielli, a Piazza San Marco, i cittadini andavano a fare la spesa, cioè la vita dei veneziani non è assolutamente cambiata e questo è merito di una scelta coraggiosa che è stata fatta. La città aveva anche bisogno forse di un evento di questa portata anche per rialzarsi. Beh, diciamo che abbiamo iniziato bene questa renaissance, come si dice, no? In inglese, questo rinascimento. Penso proprio di sì, visto e considerato che siamo partiti con G20 che ha avuto una risonanza internazionale paurosa. Poi anche con questa risoluzione della tassazione multinazionale non ne parliamo. Io ho incontrato i G20 member sabato sera, insomma c'era il rappresentante del governo americano, giapponese, inglese, francese, insomma c'erano tutti e la stampa locale ha dato risonanza all'evento, direi assolutamente positivo. Presidente, venendo qui ha ribadito più che mai la necessità della Via del Mare. Sì, bravo averlo ricordato, la Via del Mare per noi è strategica, abbiamo già confermato che si andrà avanti, comunque sono una ventina di chilometri strategici, riconosciamo i comuni frontalieri ma non solo il pedaggiamento gratuito, ma pensiamo di non arrivare solo a Jesolo, dobbiamo fare in modo di servire anche Cavallino, Treporti, questo è l'obiettivo, riqualificando la viabilità esistente, pensando agli argini, raddoppiando, che so, facendo una complenaria della viabilità, qualcosa faremo, sensi unici, qualcuno propone di fare un piano viabilistico in caso di ingorgo approfittando anche di altra viabilità, staremo a vedere, però comunque il progetto va avanti. Presidente ha parlato di viabilità, a Cavallino si è inaugurata anche nei giorni scorsi un'importante ciclabile, Cavallino ha quasi 60 km di ciclabili, da oggi un gioiello ancora più importante che è quella a Sbalzo sulla laguna fronte nord di Venezia. Sì, che è oggettivamente il fiore all'occhiello di quello che sono poi gli investimenti che noi abbiamo fatto in Veneto, ricordo che abbiamo fatto più di 1500 km di piste ciclabili, quindi faccio i miei complimenti al comune di Cavallino Treporti, al sindaco e all'amministrazione, dico anche che è un fiore all'occhiello perché comunque è una pista ciclabile oltretutto molto scenografica. Adesso dobbiamo concluderla in fretta perché poi tutti iniziano il primo tratto e poi il secondo lo fanno in strada, bisogna concluderla in fretta in modo tale da mettere anche in sicurezza i cittadini. Presidente, si torna anche a parlare di zone gialle, feste, festeggiamenti, diciamo così, quale può essere la strategia del sistema sanitario veneto per contrastare la diffusione del virus? La strategia vera è quella che la responsabilità e il buonsenso deve essere in capo di ognuno di noi. Non possiamo tornare all'origine pensando che il cittadino non deve preoccuparsi perché lo chiudiamo in casa. Io invece sono perché il cittadino esca di casa, faccia la sua vita e deve portare, io sono all'aria aperta in questo momento ma sono a meno di 1 metro da 5 persone e quindi mi metto la mascherina. E la mascherina la devi utilizzare come l'ombrello, se piove lo apri, se non piove lo chiudi, la mascherina all'aperto la porti, se c'è un assembramento, se fai la coda davanti all'ufficio postale, al supermercato, se no te la togli. Ecco, se ieri sera i festeggiamenti degli europei si fossero fatti tutti con le mascherine, oggi saremmo meno preoccupati. Quindi non vuol dire perché sei all'aria aperta non c'è problema, sei all'aria aperta non c'è problema se non c'è assembramento, se non garantisci il distanziamento devi metterti le mascherine. È un buon invito quello che diceva prima a vaccinarsi ma magari anche a fare tamponi, chi magari non vuole vaccinarsi. Sì, i tamponi sono gratuiti, Esatto. I tamponi presso le strutture pubbliche. E non vuol dire che gli altri si comportano male perché le farmacie giustamente è giusto che si paghi se va in farmacia o in qualche laboratorio privato, ma noi abbiamo fatto questa scelta estiva di garantirli a tutti senza ricetta medica, quindi chiunque se ha un dubbio, ha un'attività, ha un evento può andare a farsi il tampone, e più di così noi non sappiamo cosa fare. Ovviamente chiedo a tutti di segnalare la propria positività, perché abbiamo avuto un caso dei ragazzi che hanno fatto la festa a Jesolo, poi era il Monaco di Treviso, il caso indice probabilmente l'abbiamo trovato un ragazzo che è rientrato il 3 luglio dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, scusate, e si è autodiagnosticato il Covid con un test fai da te, ma non ha segnalato
si è messo in isolamento ma non ha segnalato, questo è quello che mi dicono i nostri della prevenzione, e quindi ha lasciato giorni a disposizione del virus che ha continuato a viaggiare ad essere veicolato tra gli amici. Per noi la variante Delta. Per noi oggi è variante Delta, per noi diventerà endemica come l'inglese, come la brasiliana, la nigeriana, ormai le abbiamo provate tutte le varianti, ce ne saranno ancora. È più aggressiva perché a bassa carica virale riesce a infettare comunque bene e per noi oggi è ancora una variante che dà asintomatici. Ovvio che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia. Se questa variante fosse arrivata la scorsa estate sarebbe stata una tragedia. Grazie. Ecco, queste le parole del governatore Zaia poco fa a Punta Sabbioni per l'inaugurazione della Casa della Pesca, della nuova Casa della Pesca. Avete sentito il Presidente che ha parlato di questo cluster che si è sviluppato a Jesolo e che coinvolge soprattutto ragazzi trevigiani. Sono saliti a 75 questi giovani in quarantena dopo appunto i casi di coronavirus scoppiati dopo 2 feste private che si sono tenute sia a Jesolo che a Treviso nei giorni scorsi. 16 fino a questo momento le positività confermate, altri 8 sono risultati positivi invece al test antigenico e ora sono in attesa di tampone molecolare. Nel corso della giornata ci saranno degli aggiornamenti con la stessa ULSS 2. Questo al momento è il fronte più impegnativo per la sanità di Marca. È successo quello che temevamo, queste le parole utilizzate sabato sera dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Ma rimaniamo in tema di Covid, di variante Delta e di sanità, perché oggi ad Auronzo di Cadore, a Misurina, all'Istituto Pio XII, che è una struttura molto nota per la cura dell'asma e di problematiche respiratorie varie, si è portato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, una presenza, un personaggio che abbiamo imparato a conoscere in questo anno e mezzo di pandemia, ma per aggiornarci su questo importante evento, appuntamento, siamo collegati telefonicamente con Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Cristian, sì, hai detto bene, il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha presenziato alla presentazione dell'avvio di questo gruppo di lavoro sulla qualità dell'aria indoor negli ambienti sanitari con le strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici. Si è partiti proprio da Misurina, dall'Istituto Pio XII, che è un'eccellenza, lo hai detto bene tu, nell'ambito della cura delle patologie asmatiche specificamente in età pediatrica. Sapete che Misurina è un unicum a livello europeo e nella cura proprio, nella riabilitazione dell'asma in altura. Il professor Silvio Brusaferro evidentemente ha parlato anche di Covid, sollecitato dai cronisti di Covid e di variante Delta. Il professore è stato molto chiaro, oggi è lunedì e quindi senza dati accertati non ci sono grandi commenti da fare, ma ha evidentemente sottolineato il fatto che il virus del SARS-CoV-2 è un virus in continua mutazione, che non ci sarà evidentemente solo la variante Delta, ma potrebbero essercene delle altre, che dobbiamo continuare a mantenere le misure di igiene personale che vanno per l'appunto dalla corretta tenuta della mascherina nei luoghi affollati, al lavaggio delle mani, all'arieggiamento continuo degli ambienti in cui lavoriamo, in cui abitiamo, in cui passiamo la stragrande maggioranza del nostro tempo. E poi naturalmente il vaccino. Il vaccino che è, come dire, fino a questo momento l'arma, passatemi il termine, la strategia
più evoluta per evitare le condizioni peggiori che abbiamo visto ai noi in quest'ultimo anno e mezzo, le condizioni peggiori che ha comportato la pandemia. Questo studio, in particolar modo presentato oggi a Misurina, dimostra che la cura che noi dobbiamo avere all'interno delle nostre abitazioni, all'interno dei luoghi di lavoro, deve essere una cura maniacale e non esclusivamente in riferimento al ricambio dell'aria e in presenza di patologie respiratorie, ma proprio per la prevenzione delle stesse e per la nostra salute, per il nostro benessere, dalla lettura delle etichette all'attenzione nella miscelazione dei prodotti, anche semplicemente all'attenzione nell'arieggiare le nostre case o i nostri luoghi, i nostri uffici quando introduciamo mobili nuovi. Ecco, l'Istituto Superiore di Sanità, insieme a questo suo gruppo di specializzazione che fa capo all'Università di Verona, con la quale c'è una convenzione, l'Università di Padova, stanno lavorando su questo e i primissimi risultati sono stati forniti e sono certamente di grande aiuto non solo per la cura delle malattie respiratorie, ma in questo momento anche per affrontare al meglio questo periodo pandemico. Cristian. Grazie davvero Tiziana, quindi Brusaferro è entrato nel dettaglio, ha dato anche indicazioni utili di prevenzione e la prevenzione non riguarda soltanto il Covid ma più in generale tutte le malattie respiratorie. È significativo il fatto che questo evento sia stato fatto a Misurina, quindi nell'Alto Bellunese, che è luogo di salubrità tra l'altro. Grazie davvero Tiziana Bolognani. Questa sera tutti i dettagli nel corso delle edizioni regionali e bellunesi dei nostri telegiornali. Grazie Tiziana. Tra l'altro c'è l'aggiornamento, ci sono i dati aggiornati al minuto secondo della Regione del Veneto con Azienda Zero. Parlava Tiziana Bolognani di vaccini, sono 34.000 le dosi somministrate nelle 24 ore, quasi esclusivamente seconde dosi, le prime dosi sono circa il 10%, ma questo è il trend di questi giorni visto l'andamento delle consegne che continuano a essere un po' a rilento. Questo invece sul fronte del contagio, ci sono 76 nuovi casi di positività nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore. Come sapete adesso il bollettino viene diffuso una volta al giorno, non più 2 volte come fino a qualche settimana fa. 76 nuovi casi di contagio, Treviso 13, Venezia 19, Verona 18, Padova 14. Il dato delle ospedalizzazioni, dei ricoveri, che è quello che più ci deve interessare, che è cartina di tornasole dell'emergenza, è questo. Ci sono 228 posti letto occupati nei reparti di area non critica, 15 le persone in terapia intensiva. Di queste 15, 7 sono ancora positivi al virus. Questa quindi la fotografia aggiornata. Ringrazio e saluto i miei 2 nuovi ospiti. Pierpaolo Baretta, buongiorno a Baretta, già sottosegretario, lo conoscete tutti, sottosegretario nel Conte bis, più volte ci ha aggiornato nel corso della pandemia sulle linee dell'esecutivo. Buongiorno Baretta, è un piacere ritrovarla. È un piacere ritrovare anche Nicola Palumbo, che è il nostro consulente aziendale, quindi Salve, buongiorno. un amministratore, un politico, un sindacalista come Baretta e un giovane imprenditore consulente aziendale come Palumbo, per tracciare un po' il bilancio di quello che è successo in questi giorni a Venezia. Comincerei proprio dal G20 che si è svolto in laguna all'Arsenale, un G20 blindato ma che ha avuto delle risultanze importanti dal punto di vista politico
politico, quasi inattese per certi versi, perché certi vertici molto spesso non lasciano il segno al di là della retorica magari, mentre da Venezia è partito questo patto di Venezia, questo accordo sulla tassazione minima globale da applicare alle multinazionali. Che segnale è questo, Baretta? Ma personalmente lo considero un segnale molto positivo per più ragioni. La prima è che si tratta di una scelta sovranazionale. La tassazione storicamente è competenza dei singoli Stati, però è chiaro che è efficace solo per coloro che nell'ambito del territorio dello Stato rispondono poi alle regole nazionali. Nel caso delle multinazionali, in particolare di quelle che producono servizi immateriali, Google, Facebook, eccetera, che quindi non hanno necessità di avere una sede operativa nel singolo Stato, nel singolo territorio, riuscivano a sfuggire al controllo fiscale e quindi spostare i profitti da una parte all'altra, penalizzando i singoli Stati. Ora è chiaro che ogni decisione di questo tipo per soggetti così internazionalizzati non funziona se è fatta da singoli Stati, si spostano, scappano da una parte o dall'altra, per cui l'idea di una tassa globale alla quale si lavora da molti anni è una svolta importante. Si è deciso di applicare una tassa minima del 15%, si parla della possibilità che siano almeno 150 miliardi di dollari l'entrata aggiuntiva, ci vorrà un po' di anni per realizzarla, che a livello globale si potrà avere. Quindi questa è la ragione principale, l'idea che cioè ci si rende conto, e la pandemia è servita molto a questo, che non ci sono risposte singole, che ci vuole una governance di carattere nazionale. È l'avvio di un percorso che io spero e mi auguro sia molto più proficuo, sia l'avvio. Meno risultato è stato per la parte altrettanto importante che è il clima. Ieri c'è stata la sessione sul clima e lì si è trattato, per carità non lo sottovaluto affatto, ma si è trattato soltanto di una dichiarazione di intenti ancora, che il ministro Franco ha sottolineato molto dicendo è importantissimo e la presidenza italiana ha insistito molto su questo, che ci sia anche un impegno sul clima che si traduca poi in decisioni operative. Quindi un buonissimo risultato, è stato definito storico ed è anche ragionevole chiamarlo così, sulla parte fiscale, un risultato di impegni non ancora concretizzati sulla parte fiscale. Complessivamente è stata una buona sessione. E che sessione è stata invece proprio per la città di Venezia? Perché per qualche giorno Venezia ha avuto gli occhi del mondo addosso. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, dall'Acqua Granda in poi, quindi negli ultimi 2 anni, Venezia è finita sulle prime pagine dei giornali molto spesso per notizie non esaltanti. Ci voleva questo G20, Baretta, per la città? Sì, ci voleva, l'abbiamo voluto, la decisione è stata presa più di un anno fa dal governo Conte, il ministro Franco allora era alla Banca d'Italia, aveva un altro ruolo, ma aveva anche lui insistito molto, io pure avevo ovviamente detto la mia in questa direzione. Il presidente Conte e il ministro Gualtieri hanno valutato la grande opportunità per l'Italia che fosse Venezia ad ospitarlo e la grande opportunità per Venezia, quindi è stata una scelta oculata che la presidenza Draghi non solo ha confermato, ma poi anche per merito del ministro Franco, che è un ministro veneto, reso possibile. Quindi è una vetrina, ma non soltanto in termini di immagine. Ieri è stata anche formalizzata la fondazione per Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Sappiamo che 3 anni fa io ci avevo lavorato, messo a punto una istituzione per il controllo del cambiamento climatico. Venezia è molto esposta, essendo una città di mare, quindi Venezia è davvero una città che può giocare una carta importantissima ed è anche un modo per riqualificarsi.
siccome sappiamo tutti che il turismo di massa è importante ma rischia di essere anche defatigante, c'è bisogno di alternative e una delle alternative è il ruolo internazionale di questa città. Palumbo, dal suo punto di vista, da consulente aziendale, giovane imprenditore, questi grandi eventi hanno delle ricadute poi sui territori, sulle piccole realtà? Che analisi si sente di fare all'indomani di un evento comunque importante politicamente parlando sul piano internazionale? Beh, senza dubbio c'è il risvolto che arriva dopo, perché le nostre aziende sono aziende medio-piccole che di solito risentono alla fine delle grandi decisioni mondiali e che raramente possono incidere anche in queste decisioni. Io sono contento che si sia parlato finalmente del dumping fiscale che alcuni paesi pongono in essere ormai da tanti anni. Mi viene in mente i Paesi Bassi, che ormai sono oggetto di una migrazione da parte di nostre importanti aziende che proprio lì portano le proprie sedi. Questo non è accettabile all'interno di un territorio europeo che dovrebbe essere unito, dovrebbe lavorare assieme, non facendosi concorrenza l'uno con l'altro, ma guardando all'esterno per eventualmente lavorare assieme. Noi dobbiamo guardare Stati Uniti, Cina, Africa, nei paesi emergenti, gli altri paesi asiatici e invece notare che ancora ci sono paesi che, approfittando di una situazione particolare a livello macroeconomico interno, decidono di attuare politiche molto aggressive e direi anche scorrette per attirare capitali di altri paesi e spostare eventualmente anche le entrate del fisco, perché chiaramente queste aziende poi in questi paesi pagano le tasse. È una cosa che ho sempre pensato fosse scorretta e mi fa piacere che si sia parlato in questi giorni proprio di questo tema. Penso che come sempre i risvolti per le nostre aziende debbano essere orientati al secondo punto di cui parlava anche Baretta prima, ovvero sia l'ambiente. È la sfida di questi anni. A volte si tende a parlare di ambiente come una sfida dei prossimi anni. No, la sfida è già in corso, è già da alcuni anni che la stiamo pure perdendo, è giusto dirselo, e mi sembra che ciò che sta succedendo a livello mondiale vada in questa direzione, purtroppo, con situazioni nel nord, al circolo polare artico, di temperature elevatissime. Le nostre aziende oggi hanno un ruolo essenziale, soprattutto le piccole e medie imprese, cioè possono dare un segnale importantissimo, e io spero e credo che ciò che non è successo, e concordo anche in questo punto, nei giorni scorsi con una lettera di impegni, con qualcosa di formale ma poco pratico, possa essere invece preso come molla dalle nostre piccole e medie imprese, che hanno un'occasione storica, appunto, quella di far vedere al mondo come una piccola azienda può cambiare il mondo stesso, lavorando a impatto zero, lavorando in modo sostenibile, guardando il futuro, perché non possiamo più girarci dall'altra parte. È chiaro che in questa fase chiedere investimenti non è facile, l'emergenza Covid ha bastonato tanti, ma dobbiamo prendere questa crisi, che purtroppo c'è ancora, come un'occasione per guardare al futuro con nuovi occhi e farlo anche in fretta. Baretta, lei è stato sottosegretario del governo Conte bis. Come valuta questo governo? Come valuta Draghi? E soprattutto l'Italia ha riacquisito centralità. C'è stato un effetto Draghi? Lo chiedo a lei perché la conosciamo tutti come persona molto, molto franca e schietta. C'è stato un cambio di passo. Con il senno del poi, cosa si sente di dire? Sì, è oggettivo, c'è stato un effetto Draghi, c'è un effetto Draghi e va utilizzato appieno dal nostro Paese. Diciamo, le ragioni non sono totalmente imputabili a limiti del governo Conte 2. Il governo Conte 2 si è trovato a gestire un'emergenza drammatica come la pandemia, non conosciuta, e credo che tutto sommato abbia retto. Io ricordo bene tutti gli interventi di sostegno, anche economici, più di 100 miliardi sono stati messi in campo nel periodo del nostro governo, però non c'è dubbio che la presenza di Draghi per l'autorevolezza internazionale
consente di avere una interlocuzione di tipo globale alla pari con qualsiasi istituzione, dagli Stati Uniti all'Europa, consente all'Italia di essere collocata in una posizione strategica fondamentale. Quindi da questo punto di vista il mio giudizio sul governo è un giudizio complessivamente molto positivo e non ho nessun dubbio sul sostenere questo aspetto positivo. Devo dire che poi, come sempre nella storia, succedono anche delle congiunture. Lo dico, ad esempio, i risultati anche sportivi di questi giorni si inseriscono in una riflessione molto utile per il nostro Paese. Quindi se noi dal punto di vista economico e i risultati ad esempio dell'intervento sul recovery, la trattativa che avevamo iniziato noi e che Draghi ha completato e che ci fanno avere delle risorse più di altri paesi, le gestiamo bene e contemporaneamente diamo un'immagine di una capacità di reazione che è la nostra grande caratteristica, io penso che abbiamo di fronte un periodo che può davvero essere di svolta. Ieri il governatore della Banca d'Italia ha detto che probabilmente il prossimo anno la ripresa potrebbe arrivare ad assomigliare a quella di qualche anno fa, quindi prima del Covid. Questo è molto importante, ma dipende dall'impegno di tutti noi a livello centrale e anche a livello locale. Sono molto d'accordo con le parole che ha detto il dottor Palumbo sul ruolo dell'impresa, l'impresa grande e soprattutto l'impresa media e medio-piccola, perché il nostro paese è fatto, e il nostro Veneto è fatto di imprese medio e medio-piccole, quindi c'è uno sforzo collettivo che possiamo giocare in questo momento. Tra l'altro, parlando di impresa e sapendo appunto che Palumbo è di Montebelluna, ieri un'impresa montebellunese vestiva berrettini a Wimbledon, quindi esattamente così, decisamente. È un orgoglio anche questo. Non facciamo nomi, ma insomma forse lo abbiamo capito, però. Il sistema paese, quello che si dice il sistema paese, no? È un insieme di forze che si mobilitano e che possono in qualche modo presentare un'immagine complessiva. Noi sappiamo che il Made in Italy è una caratteristica decisiva della nostra economia, con la pandemia abbiamo sofferto, ma il Made in Italy è molte cose, non è solo un prodotto, è uno stile, è un modo di essere, è un momento veramente interessante. Probabilmente la pandemia nella sua drammaticità può anche essere stata, e deve essere uno stimolo per cambiare molte cose, l'atteggiamento mentale soprattutto nei confronti appunto delle questioni climatiche, ambientali, dell'organizzazione del territorio, del modo di condividere anche le responsabilità tra tutti i soggetti, lavoratore, impresa, insomma come succede nei momenti difficili è il momento di approfittarne. È una specie di dopoguerra questo, no? Ebbene, allora dobbiamo viverlo con la capacità della ricostruzione. Oggi la si chiama resilienza, ma il concetto sostanzialmente è lo stesso, un paese in movimento. E su questo paese in movimento, e non solo sul nostro, pende come una spada di Damocle questa variante Delta. Qual è e quant'è la preoccupazione, Palumbo, delle piccole aziende, soprattutto di quelle collegate ai servizi che più hanno patito in questo ultimo anno e mezzo? C'è ansia, senza dubbio, perché comunque l'incubo di tornare eventualmente a restrizioni c'è ed è una paura che comunque, guardandoci anche attorno, non è senza fondamento. Siamo sul punto di riavere una crescita di contagi e casi, non è che sto portando rogna, ma se ci guardiamo attorno appunto Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia, sono tutti paesi che ormai da tanti giorni fanno registrare una tendenza di crescita del contagio e quindi dobbiamo adesso chiederci che risposta possiamo dare, perché rispetto a un anno fa è cambiato il mondo anche per noi. Abbiamo i vaccini, che non è una cosa che non conta nulla. E quindi dovremo porci in condizione di dire laddove dovessero crescere i contagi, ritorniamo al sistema fasce e colore, anzi rimaniamo col sistema fasce e colore
condannando anche chi è vaccinato alle restrizioni oppure no? Le nostre aziende dicono: io ho fatto vaccinare, parlandoci, tutti i miei collaboratori, mi sono vaccinato, ho 2 dosi, mi sento protetto perché la scienza me lo dice. Perché laddove ci dovesse essere una crescita devo chiudere ancora? Perché devo farlo? Perché per colpa di qualcuno che magari o ha paura o si informa in Google e quindi non ha gli elementi in mano per poter poi fare la decisione giusta, io devo chiudere e magari perdere ancora denaro, risorse, speranza? Perché? Quindi questo è un grandissimo tema che credo che il governo Draghi dovrà prendere in mano a stretto giro. Il sistema fascia e colore si fonda sull'incidenza. L'incidenza è in crescita in tutta Italia, almeno abbiamo 10-15 giorni di attesa per poi scattare con i primi gialli, se non si cambia sistema. E questo pare giusto, a me no. E questo è un tema che Baretta, lo posso testimoniare, conosce benissimo. Ma come rispondiamo a questi interrogativi, Baretta? Ma soprattutto troveremo una via reale per la convivenza con il virus? Ma dunque, guardi, l'efficacia dei vaccini è abbastanza ormai consolidata, quindi io propenderei un po' per il ragionamento che ha fatto Palumbo, cioè mi pare che i luoghi di lavoro, una volta sanificati e una volta vaccinati tutti i soggetti, ci sono dei protocolli sufficientemente validi per poter dire che l'attività può continuare. Anche recentemente è stato fatto un ulteriore protocollo tra il governo e le forze sociali. Il nostro problema sono i luoghi aperti di assembramento collettivo, è lì dove bisogna insistere per una responsabilità. Noi non siamo fuori dal rischio pandemia, abbiamo superato in questo momento il momento peggiore, ma attenzione, non ci possiamo permettere una ricaduta. Allora come si fa? Bisogna innanzitutto continuare con grande fatica, ma a gestire in equilibrio le mascherine, dove all'aperto si possono togliere, ma se sei a contatto con delle persone ravvicinate le devi tenere e così via. Quindi sono provvedimenti ai quali ci siamo in parte abituati, l'igiene eccetera. Conserviamoli ancora per un po', attraversiamo il 2021 con una sicurezza nei luoghi dove i protocolli ci sono stati, ma con grande attenzione nei luoghi pubblici, perché effettivamente dobbiamo riuscire a convivere in questo modo. Molto è la responsabilità collettiva e quindi anche i controlli. Ieri sera abbiamo visto situazioni complesse, no? Da questo punto di vista, in parte comprensibili, perché c'è una voglia di liberarsi, di uscire eccetera. Dall'altro però è necessario che i prossimi mesi, perché l'autunno sarà un altro momento di svolta, perché noi avremo una ripresa produttiva molto importante, una ripresa economica molto importante e potremmo però avere, come è successo l'anno scorso, a fine autunno il rischio di una nuova problematicità. Bisogna evitarla assolutamente attraverso questi provvedimenti. Non credo che sia adesso la questione delle fasce, credo che sia soprattutto questa distinzione tra laddove ci sono i protocolli e dove è stato fatto tutti i provvedimenti di igiene e invece i momenti di gestione collettiva pubblica all'aperto, dove tutto sembra più semplice ma dove invece il rischio potrebbe diventare più subdolo. Diciamo che bisognerà necessariamente trovare un modello elastico. Prego Palumbo. No, quello che volevo dire prima non si riferiva alle aziende produttive che chiaramente hanno protocolli, come diceva bene, assolutamente ormai chiari e certi. Parlavo soprattutto di quelle piccole attività come bar, ristoranti e piccole attività commerciali che risentono di restrizioni. Pertanto se vado a chiudere a mezzanotte, alle 11 o alle 18 come è stato per un bel periodo, o addirittura totalmente come in zona rossa, lì crea un danno e i protocolli validi non ne abbiamo ancora, perché sappiamo che negli ambienti chiusi purtroppo il contagio è frequente. In questo caso credo che la nostra unica arma sia il vaccino, non abbiamo altro, quindi se vogliamo che questi bar, queste palestre
i cinema, i teatri, ovvero sia questi ambienti che hanno sofferto molto, possano riaprire nonostante comunque una permanenza del virus nelle nostre vite. Credo che si debba prendere una scelta coraggiosa in termini di vaccinazioni. Io credo che non si possa più non parlare di obbligo per gli over 50, che sono le fasce più deboli, perché se no non ne andiamo fuori, e ci sono 4,5 milioni di over 50 che non hanno ancora avuto la prima dose per loro scelta spesso, e queste persone sono suscettibili, possono prendere il virus, possono stare molto male, possono andare in ospedale. Dobbiamo fare qualcosa perché non manca molto, siamo a metà luglio. È vero che pare che col caldo il virus sia un po' più tranquillo, però il caldo diciamo che l'estate passa ai noi, ahimè, sempre troppo in fretta. Spero che il governo Draghi in questo sia preciso, perché a settembre-ottobre credo che verrebbe accettato poco un nuovo stop a certo punto. Diciamo che non ce lo possiamo permettere. A tal proposito chiedo anche a voi, a lei in particolare Baretta, poi la saluto. Feste, caroselli per l'Italia, questo il sondaggio di questa sera di Ring. Vi spaventano ora i contagi? Noi stiamo chiedendo questo ai nostri telespettatori, stiamo anche trasmettendo i numeri in sovrimpressione appunto perché ci diciate la vostra su questo tema. Lei personalmente, avendo visto queste immagini, Baretta, è spaventato? Preoccupato, spaventato non lo so, preoccupato sì, perché diciamo il rischio di una superficialità che, ripeto, in parte è comprensibile, potrebbe essere invece la cosa peggiore, perché in parte non conosciamo bene queste varianti che si sommano l'una all'altra e ogni volta cambiano, e quindi questo pone anche per la parte sanitaria problemi di controllo. In secondo luogo perché effettivamente è facilissimo che nell'assembramento ci sia il rischio del passaggio del contagio. Preoccupazione, e quindi ancora una volta invito a una responsabilità, che non significa non divertirsi, anzi ben venga, e ripeto ce n'è anche bisogno, ma insomma francamente, per esempio in situazioni come quelle che state trasmettendo in questo momento, la mascherina potrebbe benissimo essere portata, ci siamo abituati a portarla per tanto tempo, facciamo in modo che ci sia questo e poi soprattutto segnalare i casi. Ho sentito prima, mentre aspettavo, il governatore Zaia che denunciava un caso dove non c'è stata una segnalazione. Ecco, questa è un'altra responsabilità dei cittadini. Noi diciamo non dobbiamo avere paura del fatto che succedano delle situazioni nelle quali siamo oggetto o conoscenza di situazioni di rischio. Segnalarle aiuta, previene e consente alla struttura sanitaria di evitare l'allargamento del contagio. Direi che moltissimo dipende dalla responsabilità individuale e dai controlli, anche rispetto all'esempio che faceva prima Palumbo. Quante volte capita a noi di entrare appunto in un bar e come entriamo giustamente, perché venendo dall'aperto magari non l'abbiamo indosso, ci viene fatto presente prima di entrare di mettere la mascherina, e quando non ce ne ricordassimo, e quante volte, e poche per fortuna, ma ci sono dove non viene fatta questa osservazione. Bisogna distinguere quindi anche tra operatori e operatori. Certo. Io direi, lo dico chiaramente, quelli che non rispettano devono anche assumersi le conseguenze e la responsabilità, quindi non chiudere in maniera generalizzata, cioè non possiamo avere oltre agli evasori fiscali anche gli evasori sanitari. Questa è una bella espressione questa, e gliela ruberò, Baretta, gliela ruberò. Grazie mille, grazie a Pierpaolo Baretta, grazie, è stato un piacere rivederla. E mentre Palumbo resta con noi, perché dobbiamo parlare di un'altra cosa, ma lo faremo fra pochissimo, perché prima andiamo a Jesolo, dove per noi, e non so se c'è, penso di sì, Ilaria Marchiori, la vedo prontissima come sempre con Sandro Ponchio, si trova a Jesolo per raccontarci una storia straordinaria, eccezionale. È così, Ilaria? Raccontaci tutto. Sì,
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. È proprio così, un evento più unico che raro, così è stato descritto da chi ci ha reso nota la notizia che vi sto per dire, perché come vedete qui alle mie spalle c'è una zona completamente recintata. Sandro Ponchio la sta riprendendo. Molti di voi si chiederanno di che cosa si tratti, che cos'è questa zona limitata con il simbolo, il segnale della polizia locale e della guardia costiera proprio qui in riva al mare a Jesolo. Ebbene, sappiate che nella notte tra venerdì e sabato è successo appunto questo evento più unico che raro, ovvero alcuni residenti, anche bagnanti, persone che si trovavano qui, si sono resi conto che c'era una tartaruga della specie caretta proprio in questa zona, all'interno di questo recinto che è stato creato, intenta a deporre le sue uova. A quel punto i cittadini increduli, che hanno avuto la fortuna di assistere a questo evento, che vi assicuro è un evento davvero molto raro, hanno avvisato le autorità competenti, proprio perché è importantissimo salvaguardare le tartarughe e ovviamente in questo caso anche le uova che nasceranno, e quindi il comune di Jesolo insieme all'ufficio circondariale marittimo di Jesolo, con il supporto del CERT, il Dipartimento BCA dell'Università di Padova e degli altri esperti locali, proprio la mattina di sabato hanno accertato la presenza di questo nido e dunque provveduto alla sua protezione. Tra l'altro, per assicurare la tutela di questo sito di nidificazione è stata emanata un'ordinanza congiunta proprio della Guardia Costiera e del Comune, perché la deposizione poi avviene di regola nelle ore notturne, per cui è importantissimo che vada protetta e salvaguardata. Proprio questa mattina con il comandante della Guardia Costiera, la cui intervista sentiremo questa sera nel nostro telegiornale, abbiamo parlato del motivo per cui hanno deciso di rimanere qui, ed è ovviamente proprio per lasciare completamente il loro habitat naturale. Questa è stata la decisione, proprio di non spostare e di lasciare tutto qui com'era, per salvaguardare queste uova. Pensate che ogni nido contiene in media un centinaio di uova, in questo caso parliamo di un'ottantina di uova, quindi non sono affatto poche, che dovrebbero nascere tra circa 60 giorni e vengono deposte. È per questo motivo che non le possiamo vedere, nonostante la nostra telecamera si stia avvicinando il più possibile anche con lo zoom. Vengono deposte in una buca che è scavata nella sabbia e lasciate lì proprio dalla mamma, dopo essere state accuratamente ricoperte. Quindi in questo spiazzo che voi vedete delimitato con la sabbia, sotto ci sono queste 80 uova. Perché sotto la sabbia? Perché il calore della sabbia consente proprio l'incubazione di queste uova. E pensate, non è solo questa la novità, perché in base anche alla temperatura sotto la quale si trovano sarà determinato anche il sesso, perché se è al di sopra di un valore di soglia di circa 29 gradi nasceranno delle femmine, al di sotto invece ci saranno dei maschi. Stamattina con il comandante della Guardia Costiera dicevamo che per ora, per com'è la situazione, potrebbero essere tutti maschi, perché tra l'altro nasceranno tutti dello stesso sesso, quindi saranno o tutte femmine o tutti maschi, a seconda dei gradi sotto cui, i gradi della sabbia del terreno sotto cui si troveranno a crescere e svilupparsi. Dovrebbero di solito il periodo di incubazione è tra i 45 e i 70 giorni, in questo caso dovrebbero essere circa 60. Dunque tra un paio di mesi torneremo senz'altro qui a vedere queste uova che sono nate, queste nuove tartarughine, che poi con tutta probabilità, questo è quello che ci è stato detto, se non verranno prese altre disposizioni, se non verranno prese altre decisioni, saranno lasciate nel loro territorio e potranno ritornare in mare esattamente dov'è il loro habitat naturale. Davvero incredibile. Questa è veramente una bella storia da raccontare, sì, soprattutto in questo periodo in cui c'è proprio bisogno di raccontare belle storie. Già arriviamo all'indomani di una grande vittoria da parte dell'Italia agli europei, e oggi questa è un'altra storia che può interessare senz'altro molti dei nostri telespettatori, in particolare
particolare, anche tanti bambini. Infatti abbiamo già visto, adesso la spiaggia è abbastanza libera perché comunque l'ora del pranzo, quindi molti si sono spostati, però fino a poco tempo fa c'era chi si affacciava, c'erano i genitori con i loro bimbi che si affacciavano per spiegar loro che le tartarughe non si vedevano perché si trovavano, che le uova di tartaruga non si vedevano perché si trovavano proprio sotto la sabbia, perché ovviamente i bimbi si aspettavano di trovare tante tartarughine, ma bisogna spiegar loro che nasceranno appunto tra circa 60 giorni. La famosa dote della pazienza, Ilaria. Ti chiedo, com'è la situazione a Jesolo? Questa mattina eri a Punta Sabbione per l'inaugurazione della Casa della Pesca, abbiamo visto la tua intervista al presidente Luca Zaia, quindi ti stai muovendo in quella zona. Hai visto, ci sono persone, c'è gente, c'è movimento, com'è la situazione? Allora, devo dire che per quanto ho visto finora le persone ci sono, ma non ci sono al momento affatto situazioni di assembramenti, anzi devo dire che ad esempio in questo caso la spiaggia è abbastanza libera, voglio dire, persone che stanno vicine ce ne sono poche, sia qui sulla spiaggia che ovviamente in acqua, che anche poi su tutti gli ombrelloni. Ovviamente, come dicevo prima, magari qualcuno in questo momento si è spostato per andare a pranzare, però la situazione in linea generale al momento è più o meno questa. Diciamo che non si vedono senz'altro persone accalcate, ma anzi la situazione è abbastanza libera, abbastanza ampia. Forse dipende anche dal periodo, forse il clou lo dovremo vedere, probabilmente avverrà ad agosto, però per il momento sembra, diciamo, tutto sotto controllo. Grazie Ilaria, ovviamente tutti gli aggiornamenti, il racconto per immagini di questa giornata importante per il litorale veneziano questa sera nel corso del telegiornale di Venezia alle 19. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio che si trova con lei. Ritorno da Nicola Palumbo, che è il nostro consulente aziendale, ma che in quest'ultimo periodo ha tentato un'avventura, quella di diventare il sindaco di Montebelluna. Come sapete ci sono le elezioni amministrative per il 2021, non sappiamo ancora la data certa, anche perché pende, lo diciamo sempre, questo rischio variante Delta. L'anno scorso lo abbiamo visto, l'incertezza fino all'ultimo sulla data delle elezioni. Comunque sia, Palumbo si era messo a disposizione della città per rappresentare, diciamo così, il centrodestra che in parte sta confluendo su un altro nominativo, quello del capogruppo uscente del Carroccio. Quindi lei, Palumbo, ha ritirato la sua disponibilità. Perché lo ha fatto? Essenzialmente perché sono un amministratore e non sono un politico. Quindi o posso incidere portando quello che so fare per il bene della mia città o non lo faccio. E se lo devo fare, lo posso fare, lo devo fare in un contesto che mi possa far esprimere e in cui ho stima e fiducia e come dire, empatia con i miei colleghi di avventura. Questo non era possibile. Io per 3 mesi e mezzo ho cercato confronti con le parti politiche della mia area, con i partiti essenzialmente, partiti che non mi hanno mai risposto. Inizialmente sì, mi hanno sempre detto ci prenderemo un caffè, io lo sto ancora aspettando il caffè, ma insomma magari visto il periodo sarà buono anche un caffè freddo. Questa cosa mi ha portato un po' a pensare a quanto sia il sistema partitico molto chiuso, molto potere fino a se stesso, mi passi questa locuzione, perché un sistema che non parla nemmeno con delle forze civiche che hanno voglia di mettersi in gioco, e guardi che non ero solo, la faccia era mia, ma avevo 70 persone, ho 70 persone, 70 ecco, ricordiamo, facciamo un passo indietro, Palumbo, per chi ci segue da casa. La sua candidatura era stata proposta da una cinquantina di imprenditori della zona che la conoscono, che lavorano con lei e quant'altro, quindi l'avevano in qualche modo individuata come possibile sindaco di area centrodestra. Esattamente, quindi
Il ragionamento è molto semplice: se un partito non ritiene interessante parlare con una persona che ha alle spalle un gruppo civico di persone esterne alla politica ma che vogliono impegnarsi, il partito per me in quanto tale fa venire meno la sua essenza, perché un partito politico, per come la vedo io, dovrebbe portare in territorio, nell'amministrazione, le proprie idee, il motivo per cui nasce, un'ideologia, un principio, una visione. Se non lo fa venire meno forse uno dei suoi punti cardine. Oggi la politica sceglie per controllo: quella persona risponde a me, quell'altra risponde a lui, quell'altra risponde a un soggetto terzo. Quindi se a Montebelluna faccio lui, a Villorba faccio un altro, a Castelfranco faccio un altro. Sto citando comuni così a titolo puramente d'esempio. Certo. Non è più una politica che sceglie sulla base della buona amministrazione, ma sceglie sulla base di un potere che si genera sul potere stesso, e questo per me nel breve periodo pagherà per i partiti che sicuramente faranno il candidato sindaco, faranno il sindaco, amministreranno la nostra città, ma nel lungo termine porterà sempre meno gente a appassionarsi alla cosa pubblica, interessarsi alla cosa pubblica, mettersi in gioco e portare la propria energia, la propria visione. Lei dice il rischio disaffezione è quindi alto. C'è ed è già in corso. Quindi guardi, essendo che io non sono un politico, avrei potuto fare una bella civica, una bella civica con gente valida, avrei preso il mio 10%, il 15% sarei stato ago della bilancia al ballottaggio, avrei potuto andare a chiedere l'assessorato, avrei potuto fare tutto questo, perché lo fanno tutti e non è una cosa così brutta. Ma per come vedo io il mondo, è giusto lavorare solo se si può farlo, e si può farlo bene, con delle persone che si apprezzano, che si stimano, che hanno la voglia di lavorare assieme a te. Se questa voglia non c'è, e se è solo una mossa politica per mettere il piede dentro, come mi hanno consigliato alcuni, guardi, sono amministratore unico di una holding, ho 1000 impegni, avrei fatto questa cosa con impegno civico perché amo la mia città. Pure ieri sera, guardi, la piazza era piena, come può pensare, di gente che faceva festa. Il mio pensiero, il primo, è stato alla sicurezza della mia città, perché amo la mia città, faccio il palio a 5 anni, so cosa significa gestire un grande evento. Ieri sera per esempio c'erano delle piazze aperte, entravano delle auto, ho chiamato il sindaco, ho provato a scrivergli per dire: guardi sindaco, chiudiamo gli accessi, se lei è a casa mi consenta di poterlo fare, perché queste macchine che vengono dentro possono creare un pericolo. Ovviamente lo faccio questo in modo totalmente appassionato, fuori da ogni logica di potere, non mi interessa il potere, non mi interessa niente. E quindi, mi interessa solo fare il bene della mia città. E quindi forse questo è stato il problema. Sì, forse questo è stato il problema per alcuni, ma pazienza, buon per loro. Ci rivediamo tra qualche anno, quando ci sarà sempre meno gente pronta a mettersi in gioco, e questo secondo me è un grande rischio non solo per i singoli partiti ma per la democrazia. Noi dobbiamo avere gente che ha voglia di mettersi in gioco, di mettere a disposizione il proprio tempo, e le persone lo fanno solo se hanno la possibilità di esprimersi, la gratificazione, l'ascolto e degli obiettivi. Se non hanno tutto ciò, stanno a casa. Grazie davvero anche per averci un attimo spiegato questa dinamica elettorale. Insomma, abbiamo capito anche dalle sue, tra virgolette, sia da quello che ha detto sia da quello che non ha detto. Abbiamo capito, quindi la ringraziamo. Grazie a Nicola Palumbo, il nostro consulente aziendale, buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca, con altri ospiti. Vi ricordo che una delle notizie di apertura, il cadavere di un uomo in costume da bagno scoperto in acqua, ritrovato in acqua. Siamo in zona San Polo a Venezia. Sta indagando la polizia, forse è morto durante i festeggiamenti per gli europei di calcio, anche perché appunto l'uomo era in costume da bagno, quindi difficilmente, dicono al momento gli inquirenti, si trattava di un gesto estremo, per intenderci. Facciamo così, adesso abbiamo la pubblicità, prima però il meteo e poi ovviamente tutti gli aggiornamenti e altri ospiti. A fra poco. Benvenuti al meteo.
La settimana inizia con il bel tempo, l'anticiclone africano infatti si rinforza e il caldo si intensifica. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 12 luglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, la giornata sarà asciutta e soleggiata, con cielo sereno o al massimo con qualche nuvola a carattere sparso. Diamo uno sguardo anche alle temperature che saranno in aumento, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole dappertutto, senza piogge, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo con qualche nuvoletta, ma che non dovrebbe dare luogo a precipitazioni. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime infine sui 33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Rientriamo in diretta anche per questa seconda parte del nostro programma del mezzogiorno. Qui con me c'è Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico, già vice sindaco di Treviso, collegato via Skype il sindaco di Serena del Grappa nel Bellunese, Dario Scopella, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia. Buongiorno sindaco. E dovrebbe arrivare, ma si collegherà fra poco, non la vedo ancora, Silvia Carpanese di Fratelli d'Italia Padova, perché i temi sul tavolo sono sempre tanti, oggi forse ancora di più. Io partirei, Grigoletto, dalle immagini che stiamo trasmettendo spesso del ciclo continuo quasi dei festeggiamenti a Treviso di ieri sera, subito dopo la grande emozione che ci ha regalato l'Italia a Wembley. Che giudizio dà di queste immagini? Ecco, le possiamo vedere. Nella sua Treviso, che lei ha amministrato per anni. Sì, io penso che insomma fosse inevitabile la festa, la reazione, l'esplosione di gioia che evidentemente sì, c'è stata e non poteva non esserci. Se devo essere sincero, confidavo maggiormente sul fatto che le raccomandazioni del prefetto, ma del resto anche del sindaco, parlo di Treviso, potessero essere più ascoltate, nel senso che purtroppo dalla pandemia non siamo ancora usciti. Purtroppo i casi hanno ripreso con la variante Delta e la prudenza è ancora assolutamente necessaria. E evidentemente il divieto dei maxi schermi non è bastato, comunque anche non è stato forse rispettato fino in fondo. E non lo so, io non sono dell'idea che è lo scotto che bisognava pagare, che bisognerà pagare, perché qua si parla di rischio appunto per la salute e anche per la vita, per le vite umane, anche se gli ospedali non sono chiaramente nelle condizioni in cui erano nei mesi scorsi. E però ecco, purtroppo ci vuole ancora un po' di pazienza e un po' di prudenza. Quindi era qualcosa di inevitabile tutto questo, lei dice? Nel senso che non, o si chiudevano proprio le città, la città veniva proprio come in una zona rossa eccezionalmente proclamata, o altrimenti davvero era impossibile contenere i tifosi che sono scesi in piazza dopo i rigori. Insomma, credo che davvero le misure che erano state pensate, che più si affidavano, se vogliamo, alle raccomandazioni, non potevano bastare, a mio avviso. Bisognava chiudere probabilmente, ma non lo so se onestamente questa era volontà politica e se poi alla fine c'era davvero il coraggio di farlo. Lei avrebbe chiuso?
Lei è stato vice sindaco, da vice sindaco avrebbe chiuso? Non lo so, sinceramente io penso che sia molto difficile in questo momento governare, ho massimo rispetto per chi lo sta facendo in questo momento. Probabilmente qualche controllo in più sì, qualche controllo in più della semplice raccomandazione del divieto di maxischermi o comunque del permesso dato soltanto in alcuni posti, io lo avrei perseguito. Sindaco Dario Scopella, sindaco di Serena, innanzitutto le chiedo, sindaco, com'è andata nel suo comune? C'erano maxi schermi, non c'erano maxi schermi? Qual è stata la sua linea? Come si sono comportati i cittadini di Serena e più in generale del Bellunese? A Feltre c'è stato un movimento, c'è stato riportato? Beh, nel mio comune non c'era nulla di organizzato, per cui non ci sono state delle feste in piazza, ecco. È stato tutto molto ordinato, una grande festa di paese sicuramente all'interno delle case e dei locali, ma non in piazza. Il tutto poi si è spostato nel corso della notte nei centri maggiori, quindi Feltre, in particolar modo anche i caroselli a Belluno. Credo anch'io che fosse, come dire, inevitabile. La festa, il calcio è una festa, vincere i mondiali dopo 53 anni è certamente una grande festa, e per cui se si voleva probabilmente evitare una situazione di questo genere, probabilmente allora non si dovevano svolgere gli europei, per cui in questa situazione credo che non ci si potesse arrivare in un altro modo. Mi ricordo anche a maggio con lo scudetto vinto dall'Inter, anche in quel caso comunque la piazza davanti al Duomo era comunque molto gremita con diverse migliaia di persone, per cui al di là delle raccomandazioni e quant'altro, una festa di questo genere era difficilmente contenibile. Diciamo che per parafrasare una vecchia canzone di Gianni e Marcella Bella, non si recinge l'aria, cioè non si poteva contenere questo probabilmente arrivati a questo punto. Noi stiamo interrogando i nostri telespettatori proprio su questo, il sondaggio di Ring, anche questo lo sto riproponendo un po' a ciclo continuo. Stiamo chiedendo se siete spaventati, se queste scene di assembramento spaventano. Questo è il sondaggio di questa sera, lo vedete in sovraimpressione, partecipate. E lei, sindaco, cosa voterebbe? Sì o no? Feste e caroselli per l'Italia ora vi spaventano i contagi? Lei che cosa voterebbe? Guardi, io non voglio dire che mi spaventano, certamente dovremo vedere nei prossimi giorni se ci saranno reazioni nei numeri rispetto ai contagi. Credo che nel corso degli ultimi mesi appunto si siano verificati comunque momenti in cui vi fossero ammassamente comunque molte persone in piazza, e a quello poi ne sono seguiti episodi di recrudescenza in maniera forte, per cui spero che anche in questo caso, visto anche che l'alto tasso in questo momento, soprattutto anche nella parte under 60 di persone che sono vaccinate, che il tutto non vada a compromettere i numeri che in questo momento l'Italia ha. Questo quindi lei dice è l'importante. Grigoletto, lei cosa voterebbe? Ma io più che spaventato direi preoccupato nel senso che rischiamo di tornare un po' indietro e quindi di perdere anche il vantaggio accumulato in queste settimane, in questi ultimi mesi. Spaventato non direi proprio, nel senso che comunque rispetto a mesi fa abbiamo la copertura di vaccini, che è una buona copertura, che tuttavia ancora non basta, quindi davvero un appello a questo punto a vaccinarsi per chi non lo ha fatto è assolutamente necessario, e speriamo che l'appello venga accolto un po' da tutti, anche dai più giovani, in vista anche della riapertura della scuola a settembre. Ecco, questa è un po' la situazione, il dibattito di queste ore che si sta sviluppando un po' a livello nazionale, ma non solo. Le abbiamo viste le immagini da Londra, gli hooligan. Non entriamo ovviamente nel merito anche delle scene poco edificanti, per non dire altro,
che abbiamo visto, e forse anche l'atteggiamento non decisamente votato al fair play dei tifosi inglesi. Fatto sta che per certi versi questa vittoria potrebbe essere anche un elemento di novità importante, o rinsaldare in qualche modo l'umore delle truppe, o no? Sì, assolutamente sì. Mi sembra che al di là della prova che ha dato la nostra nazionale in termini appunto di gioco, io penso che abbia saputo dare anche un bel messaggio di sportività, di amicizia, direi quasi di fraternità, che fa da contraltare a quello che invece è stato l'atteggiamento non soltanto della tifoseria inglese, vorrei dire, ma anche della squadra stessa inglese. Io per esempio davvero ero incredulo quando ho visto al momento delle premiazioni le immagini dei giocatori inglesi che si toglievano la medaglia. Ecco, perché io penso che proprio lo sport sia per antonomasia quell'esperienza dove i valori, l'accettazione, il fair play, il saper giocare, l'accettare anche la sconfitta, la sportività, come si dice poi che si usa anche in altri campi, dovrebbe appunto essere esemplare. E lì c'è stato secondo me ieri sera un pessimo, un cattivissimo esempio da parte della squadra britannica. Scopella, c'è qualcosa che va al di là della maleducazione? Perché al di là di tutto questa partita aveva diversi significati, il significato che dicevamo di ripartenza, il significato per un paese che è alla ricerca di un rilancio, forse più di altri della zona euro, però anche una sorta di partita fra vecchio continente e vecchia Europa e un paese che ha scelto invece di andarsene, che ha fatto la Brexit. Era un derby anche fra due diverse visioni dell'Europa? Beh, se fosse così, diciamo che l'Inghilterra ha perso su due fronti, non soltanto quello sportivo ma anche appunto quello politico e quello del rimanere e rinsaldare il proprio legame con l'Europa. E francamente vedere certe scene, sia quelle dei giocatori ma soprattutto anche quelle dei tifosi inglesi che picchiano praticamente i tifosi italiani, è certamente qualcosa che è distante sia dall'aspetto sportivo sia dall'aspetto di legame di una comunità europea, e da questo punto di vista credo che le autorità britanniche dovrebbero fare un mea culpa e a livello mondiale chiedere scusa per quanto è stato fatto, perché va davvero oltre il fatto, diciamo, di non avere una visione dei valori di quello che è lo sport del calcio e lo sport in generale. Partita tra l'altro, a proposito di valori, di messaggi politici e così via, che si è aperta con i giocatori in ginocchio. Anche questo è stato uno degli elementi più dibattuti in questo ultimo mese di europei, tutti in ginocchio per la vicenda del Black Lives Matter. Hanno fatto bene Scopella inginocchiarsi? Ma anche su questo io credo che sia giusto il fatto che tutte e due le squadre si siano inginocchiate. Il fatto che però poi a fine di una partita i valori, diciamo, vengano dimenticati fa capire come non basta inginocchiarsi per poter superare le problematiche che ci sono nella nostra società. Quindi diciamo che la forma non salva la sostanza. E lei come la vede invece? Sì, anch'io penso sia importante una testimonianza coerente su tutto il fronte e non soltanto in alcuni momenti magari per questioni di immagine o così, perché rischia di diventare anche una moda a volte, no? Quando si iniziano appunto si inizia a mettere in atto certi atteggiamenti. Ecco, detto questo, penso comunque lo sport, il calcio sia un'agenzia educativa importante, quindi che comunque valga la pena ripetere, ribadire un messaggio, appunto quello attraverso il quale i giocatori hanno voluto dire, io penso soprattutto alle giovani generazioni che seguono il calcio, a lanciare un messaggio appunto di tolleranza, di inclusione, di accettazione e di rispetto. Quindi ecco,
Non basta un gesto singolo, lei dice sostanzialmente, Grigoretti? Assolutamente no, non basta assolutamente un gesto singolo e credo comunque che concordo con il sindaco che effettivamente sia stato un po' smentito anche il gesto iniziale con quello finale della partita, oltre naturalmente l'atteggiamento dei tifosi fuori dallo stadio ma anche dentro, perché abbiamo, insomma, sentivamo, c'è l'udito, lo avevamo tutti, insomma sentivamo come hanno accompagnato questa partita. Non mi sembra proprio all'insegna della sportività. Diciamo che poi giocare anche in quelle condizioni, certo, diventa difficile proprio da un punto di vista psicologico. Assolutamente sì, ma è una questione anche di rispetto, soprattutto per i padroni di casa. Voglio dire, quando uno invita qualcuno a casa non penso che lo prenda a male parole o a fischi. Speriamo appunto che questa cosa sia confinata a quel momento, diciamo, di sport, di euforia generale, magari anche di eccessiva tensione, e che magari non diventi un qualcosa di più, magari anche, non dico un odio, ma un'insofferenza nei confronti della vecchia Europa. Non ce lo possiamo permettere questo. No, assolutamente no, però ecco, la Brexit, la scelta dell'Inghilterra è stata una scelta grave, scelta pesante e credo ci saranno le conseguenze anche per la stessa Inghilterra. Ecco, una cosa che sicuramente ha emozionato tutti ieri è stata la presenza nello stadio di Wembley del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutti si sono ricordati di quei mondiali dell'82 di Pertini, quindi sono immagini che poi vanno oltre lo sport e diventano immagini di una nazione. Noi abbiamo il momento in cui Mattarella è salito sull'aereo che lo ha riportato a Roma. Vediamo, sono pochi secondi, ma è molto significativo. Ha portato fortuna, signor Presidente, grazie. Tutti quanti insieme abbiamo avuto fortuna. È stata una bella. Grazie. C'è l'ambasciatore Trombetta. Mi scusi, Presidente. Ecco, quindi i collaboratori di Mattarella che gli dicono ha fatto bene, ci ha portato fortuna, ha fatto bene Mattarella a presentarsi e lanciare questo messaggio. Assolutamente sì, soprattutto in questo momento. Poi lei giustamente ha fatto il paragone con Pertini. Io penso che proprio Mattarella assomigli per certi aspetti a Pertini, soprattutto per quanto riguarda l'affetto, l'autorevolezza e il rispetto che questo capo dello Stato in questi 7 anni si è saputo meritare. Quindi diciamo che così il messaggio che ha dato, la presenza, ma anche l'atteggiamento che ha assunto, il gesto che appunto ha fatto quando Bonucci ha segnato, è chiaro che riporta alla mente Pertini, e l'affetto è proprio per la persona, ecco, per dire. Magari forse non sarà politicamente corretto affermarlo, ma probabilmente un altro capo dello Stato questo entusiasmo, questo affetto non l'avrebbe suscitato. Beh, l'esultanza al gol di Bonucci, di Mattarella è stata molto molto bella anche da vedere, o no, Sindaco Scopel? Sì, assolutamente sì, ha fatto vedere come nella compostezza di un capo di Stato ci sia comunque la tensione come quella di un qualsiasi altro cittadino, che al fatto che la palla entri nella rete ci sia la tensione, insomma, che esplode. Per cui è stato bello, e lo ha accomunato, insomma, a tutti gli italiani che in quel momento in Italia stavano festeggiando. Quindi c'è stato un momento di empatia che fa bene al Paese, soprattutto in questo preciso momento storico. Momento storico che vede però anche delle grosse contrapposizioni, soprattutto su un fronte in particolare, quello del DDL Zan. Ormai lo conosciamo tutti, è il disegno di legge presentato dal deputato Dem padovano Alessandro Zan contro l'omotransfobia. DDL che era passato la prima volta alla Camera senza particolari tensioni
con posizioni ovviamente differenziate, ma anche con una maggioranza ampia che includeva parte di Forza Italia. La situazione invece in questi ultimi mesi si è estremizzata per tutta una serie di ragioni. Sabato a Padova c'è stato il Pride, il Gay Pride padovano, 5.000 persone secondo gli organizzatori, tanti comunque anche per le autorità di polizia. Il Gay Pride che di fatto anticipa la discussione di domani al Senato, perché domani il DDL Zan arriva al Senato e arriva senza un accordo di maggioranza e senza paracadute. Partirei dalle parole di Alessandro Zan pronunciate a Padova sabato pomeriggio e raccolte dalla nostra Valentina Visentini. È un fatto molto italiano, perché negli altri paesi europei questa legge è già legge da tantissimi anni. Solo l'Italia, che è l'unico paese fondatore dell'Unione Europea, che non si è ancora dotato di una legge contro i crimini d'odio. E dunque ciò che appare normale negli altri paesi diventa eccezionale nel nostro. Ed è per questo che io ribadisco che questa non è una legge politica, non è una legge che deve dividere la politica, ma è una legge che deve combattere tutte le discriminazioni e le violenze. È per questo che è nata. Purtroppo alcuni partiti, alcune forze politiche l'hanno strumentalizzata per strizzare l'occhio alla parte ancora più arretrata del nostro paese. Invece noi dobbiamo dire: bisogna che l'Italia sia più civile, che sia più avanti, perché così ne guadagna tutta la società. E dunque questa è una legge soprattutto per il bene di questo paese, per rendere l'Italia più civile e più inclusiva. La legge cosa fa? Interviene quando c'è un'istigazione all'odio, cioè quando ad esempio delle persone da una tribuna aizzano alla violenza, alla discriminazione, ma questa non è libertà di opinione, cioè dire se mio figlio fosse gay lo brucerei nei forni, lo capisce anche un bambino che non è una libertà di opinione. Poi tutti possono dire quello che vogliono, siamo in una democrazia per fortuna e nessuno potrà mai comprimere la libertà di opinione di nessuno. Immancabile sul finale il tributo a Raffaella Carrà, perché in questi giorni c'è anche questo fatto che ha caratterizzato l'umore nazionale in un saliscendi quasi emozionale. Siamo per una settimana veramente stati sulle montagne russe. Vedo che è riuscita a collegarsi, la saluto e la ringrazio. Silvia Carpanese, Fratelli d'Italia Padova. Buongiorno Carpanese. Buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori, grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Allora, Carpanese, comincio da lei, perché lei è padovana e c'è stato il Gay Pride a Padova sabato. Abbiamo visto anche una partecipazione nutrita. Lei fa parte di una forza politica che dice il DDL Zan non è una priorità e Meloni più volte ha detto no, noi non lo votiamo, non siamo nemmeno per la mediazione. Cosa succederà secondo lei domani al Senato? Ma io penso ci sarà un dibattito molto acceso. Fratelli d'Italia ritiene che di fatto questa legge sia una legge liberticida, poi non per il motivo che si hanno opinioni diverse significa essere omofobi, ma riteniamo che ci sia già da codice penale e codice civile una materia molto ampia di tutela delle discriminazioni sia per genere che per sesso che per identità di genere e orientamento sessuale, come viene definito all'articolo 4 appunto del DDL Zan. Poi c'è un punto che a noi preme sottolineare come Fratelli d'Italia, che ci lascia dubbiosi in merito a questa legge e riguarda l'aspetto relativo alle condotte legittime che sono poi riconducibili di fatto alla libertà di espressione, alla libertà di opinione e alla libertà anche di scelta. E questo punto è un punto molto critico, anche perché lascia
lascia al giudice di fatto l'interpretazione dell'espressione. Noi siamo comunque contro ogni forma di violenza e discriminazione, assolutamente, ma riteniamo che il Codice Civile abbia già diversi articoli a riguardo e a maggior ragione anche il Codice Penale, come l'articolo 505, l'articolo 606, e che tutela anche per quanto riguarda le forme di violenza, oltre che di oltraggio alla persona in quanto tale. Quindi lei dice, Carpanese, c'è già una legge, la legge già punisce le aggressioni, gli insulti e quant'altro fondamentalmente, e lei vede quindi anche il rischio di una compressione della libertà di espressione, che poi è un po' il tema che era stato sollevato il 17 giugno scorso dalla segreteria di Stato della Santa Sede, e lì ci ricordiamo tutti la polemica innescata da quella nota. Esattamente. Grigoletto, cosa succederà domani? Perché alla fine ci sono posizioni differenziate anche all'interno della maggioranza che aveva sostenuto il DDL la prima volta. Di più, c'è una posizione differenziata fra PD e Italia Viva che aveva votato sì al DDL Zan la prima volta, Italia Viva con Renzi, che comunque era stata fautrice delle unioni civili nel 2015, 2014, 2015, e quindi anche qui come si risolve? Non c'è il rischio concreto che domani la legge venga affossata? Si poteva e si doveva trovare una mediazione? Sì, assolutamente sì. Stamattina leggevo, qualcuno giustamente ha definito quello che succederà domani un Vietnam, è stato appunto detto, scritto, e io penso sarà così, si va al buio, è una scelta perché appunto la mediazione non si è riusciti a trovarla all'interno della maggioranza. Quanto a Italia Viva, quanto a Renzi un po', tra virgolette, con molto rispetto uso questa espressione, un po' la canna del gas con il suo movimento, quindi credo che il movimentismo dell'ex premier sia dovuto proprio a questo bisogno di battere un colpo e certificare l'esistenza in vita sua e politica sua e del movimento che rappresenta, e poi sempre, voglio dire, in queste situazioni Renzi trova il gusto a creare queste situazioni, diciamo così, di difficoltà nelle situazioni nelle quali non è protagonista, purtroppo, perché è sulla pelle di molte persone che invece subiscono questi reati. Io vorrei replicare all'esponente Fratelli d'Italia che capisco, è vero quello che dice, io non posso darle torto, il codice civile e il codice penale lo prevedono, però ecco, non bastano evidentemente, perché se questi reati continuano a verificarsi in queste forme, in queste misure, io penso che probabilmente non basta. Ecco, per concludere, la mediazione sì, si poteva trovare forse anche con quella proposta che era stata fatta di insistere più sulle motivazioni di chi compie il reato che piuttosto come è stato messo invece nel testo che domani andrà in aula. Non c'è stata questa possibilità, domani si vedrà, ma il rischio è davvero concreto che salti tutto. Quindi Grigoletto, Enrico Letta, il segretario del PD, del suo partito, forse ha fatto male a tirare dritto, doveva in qualche modo cedere un po' alla mediazione? Ma io penso che ci abbia provato e credo che a questo punto abbia preso una decisione anche molto, diciamo, responsabile e decisa, come deve fare un leader, come deve fare chi guida. A un certo punto, quando si esauriscono le possibilità, i margini di mediazione, certo, a prendere delle giocarsi decisioni. Diciamo così, il tutto per tutto. Tra l'altro si ipotizza che siano 11-12 franchi tiratori all'interno del Partito Democratico, quindi probabilmente nemmeno il Partito Democratico al Senato sarà così coeso. Lei ha notizie particolari su questo fronte? No, non ho notizie particolari dirette, ma non mi stupirebbe che fossero anche magari qualcuno in più, chi lo sa. Tra l'altro, mutatis mutandi, questo è un po' la problematica anche di Forza Italia. Ci sono esponenti di Forza Italia che sono a favore del DDL Zan. La linea di partito di Berlusconi è sempre quella della libertà di coscienza, per certi versi. Cosa accadrà domani, Scopel, secondo lei? Che posizione assumeranno i senatori di Fratelli d'Italia, di Forza Italia? Beh, domani sicuramente ci sarà una grande discussione, come è giusto che ci sia. Io credo che la linea di Forza Italia e quella di Silvio Berlusconi e di Tajani siano chiare, ossia quella
che questo testo di legge Zan limiti spazi di libertà e che comunque Forza Italia garantisce a tutti i propri rappresentanti la possibilità di scegliere, che quella è la cosa diciamo più giusta che ci sia, quindi un'ampia democrazia anche all'interno. Cosa succederà domani lo vedremo. Io sono comunque d'accordo con la linea di Forza Italia, ossia che in questo momento questo testo di legge rappresenta comunque dei problemi, soprattutto per, come si diceva prima, per la discrezionalità che c'è, che ci sarebbe, soprattutto per quanto riguarda i reati di opinione. Quindi diciamo così le sue preoccupazioni, i suoi timori sono concentrati soprattutto sull'articolo 4 del DDL Zan e quindi anche per lei come per Carpanese vale in qualche modo la nota formale della Santa Sede, della Segreteria di Stato. C'è un problema, diciamolo chiaramente, per l'insegnamento nelle scuole cattoliche, che comunque sono tante, parecchie, anche nei territori, nei comuni più piccoli per esempio. Beh, il concetto della discrezionalità... Scusi. Prego, Sindaco. No, il concetto della discrezionalità rimane, al di là della Santa Sede rimane il fatto che ad ogni giudice avrebbe la possibilità di decidere se è reato oppure meno, e questo è un problema importante. Anche il fatto che all'interno delle strutture scolastiche poi ci debba essere delle attività che riguardino la cultura gender, anche questo è certamente un problema. Carpanese, lei dice la destra non è omofoba, prima detto io stessa non sono omofoba, però ci sono per esempio degli alleati sul piano internazionale europeo di Fratelli d'Italia che sembrano esserlo, per esempio Orban e altri. Sono posizioni conciliabili queste? Tento a sottolineare il fatto che ogni volta che si discute ultimamente di una norma o di un problema italiano bisogna chiamare in causa Orban. Qui si tratta di una legge che l'Italia sta vagliando, probabilmente verranno apportati magari ulteriori emendamenti, è sicuramente molto critica, ma non credo sia opportuno chiamare in causa Orban o comunque altri paesi in merito a questo tipo di posizione. Del resto in America questa legge ha comportato, una legge simile, non pochi problemi, soprattutto negli Stati Uniti, perché sono state condannate magari delle persone, come quel famoso caso di quel pasticcere di Boston che si rifiutò di fare una torta per appunto una coppia omosessuale e che praticamente è andato a finire in carcere e ha dovuto oltretutto pagare una somma considerevole a riguardo. Quindi bisogna sempre usare il buon senso e stare molto attenti ai limiti. Io mi concentrerei più che altro su un altro passaggio fondamentale, che è quello dell'identità di genere, cioè cosa si intende nel DDL Zan per identità di genere. Perché è molto labile la definizione di questo concetto che facilmente può dare adito a interpretazioni anche un po', mi permetta di dirlo, subdole, nel senso che se l'identità di genere, come viene definita dal decreto, riguarda il modo di percepirsi del soggetto, dell'individuo, indipendentemente dalla sua condizione sessuale, diventa difficile poi riconoscere un terzo genere o cosiddetto transgender, perché è un genere che di fatto in natura non esiste, cioè in natura la legge naturale stabilisce già un genere maschile e un genere femminile. Quindi è difficile anche concepire un'identità di genere che è ben definita dalla natura, e il diritto non si può sovrapporre alla legge di natura, quindi questo è un dato incontrovertibile. Poi nella dottrina gender o ideologia gender non ne sono ancora stati previsti dati scientifici a riguardo, quindi la situazione è molto critica, anche perché dal mio punto di vista c'è un'interpretazione errata del concetto di identità di genere ed è molto subdolo quello che sottende di fatto la legge, cioè il fatto futuro, eventuale, di dover magari
orientare la formazione anche scolastica dei ragazzi o la visione del mondo attraverso la dottrina gender, che ritiene l'identità di genere di fatto come una costruzione sociale e non come un elemento naturale che è stabilito dalla natura, per cui non si può andare contro la legge naturale. Ciò detto, Fratelli d'Italia rispetta le unioni civili, rispetta la volontà delle coppie omosessuali, sia LGBT che omosessuali, di poter vivere insieme se lo vogliono come unioni civili, ma da qui a passare a una visione del mondo che contraddice la stessa legge naturale, insomma, ce ne passa. Ecco, quando parliamo poi di diritto naturale e quant'altro apriamo un mondo anche qui sterminato, dovremo parlare ore e ore. E lei, sindaco Scopel, che è sempre molto attento ai temi dell'educazione, delle scuole e quant'altro, da buon amministratore, da buon sindaco, vede questo pericolo gender? Beh, il fatto già che all'interno del testo di legge Zan sia prevista una giornata contro le discriminazioni e all'interno di questa giornata debbano essere fatte delle attività in questo senso, credo sia già un punto di partenza. Quindi lei dice questa giornata, anche il riferimento all'istituzione di questa giornata dovrebbe essere tolto, che è poi appunto uno dei tentativi più che altro credo di mediazione. Più che altro credo che dovrebbe essere allargato a qualsiasi diciamo, discriminazione, quindi allargata in maniera generale. Quindi tutte le discriminazioni, tutti gli atti, tra virgolette, di bullismo, perché poi se parliamo di scuola parliamo di questo tema che tra l'altro Grigoletto conosce bene da insegnante. Le chiedo, lei intravede questo pericolo gender, primo, e secondo, i giovani, perché noi stiamo parlando non me ne vorrà nessuno, siamo giovani ma non giovanissimi fondamentalmente, ma i giovani, quindi i teenager, chi frequenta le scuole, sente questo problema? Cioè capisce il dibattito che è in corso o sono più avanti? Perché questo è il tema, spesso anche nella nostra cronaca ci capita di parlare con i giovani di questo tema e a volte non lo considerano nemmeno una problematica o un qualcosa di cui parlare. C'è anche questo aspetto? Sì, sicuramente sì, anzi io penso proprio che sia questo il tema forse da affrontare anche da parte di chi fa politica, che deve prendere delle decisioni. I giovani questo problema non se lo pongono, bisogna saper leggere la società, la nuova società che avanza, i giovani, e capire anche come si evolvono i tempi. Un politico deve fare questo, interpretare appunto i segni dei tempi. Poi a me colpisce tantissimo che appunto la destra stia sempre a estrapolare chirurgicamente un aspetto della legge e facendone appunto la lettura e la cifra interpretativa per esempio del DDL Zan, che peraltro va contro tutte quante le discriminazioni, non mica soltanto quelle nei confronti delle persone omosessuali, ma anche nelle persone portatrici di handicap, ad esempio. Pericolo di gender nella scuola, non c'è scritto da nessuna parte che si deve fare un'educazione gender, mentre la destra continua a insistere che il DDL Zan punterebbe a questo. Una giornata in una scuola, anche una scuola cattolica, peraltro voglio dire, ha fatto un concordato la Chiesa con lo Stato italiano, vorrei ricordarlo, quindi sicuramente c'è la tutela, la garanzia, ma dico una giornata, mi domando dov'è lo scandalo? Dov'è lo scandalo di sensibilizzare anche i giovani appunto al rispetto di persone che comunque ci sono e vivono in mezzo a noi, hanno i nostri diritti, ma soprattutto hanno il diritto al rispetto. Ecco, questo al di là dell'enfasi che viene posta sul fatto che invece si tenderebbe appunto a derubricare il tutto a reato di opinione, ecco, io penso che questo sarebbe importante invece mettere in rilievo, che è importante il rispetto delle persone, e credo che una giornata non debba scandalizzare, anzi forse anche più di una servirebbe, no? Diciamo che domani vedremo come si articolerà il dibattito. Di certo un po' la sensazione è che le forze politiche non
sul DDL Zan abbiano trovato il modo di fare giustamente politica, soprattutto le forze politiche all'interno della variegata maggioranza di governo, non avendo la possibilità magari di incidere sui temi economici e quant'altro che vengono in qualche modo dettati da Draghi, si estremizza il confronto sul DDL Zan, perché la prima volta abbiamo avuto sì delle tensioni, ma fino a un certo punto. Adesso lo scontro si è assolutamente balcanizzato. Può essere una chiave di lettura questa, Scopel? Cioè il DDL Zan dà la possibilità alle forze politiche di avere un'agibilità politica che su altri temi non hanno, perché sono state di fatto cooptate da Draghi. Beh sì, questo certamente può essere una chiave di lettura. Questa è certamente un tema, diciamo, sul quale la politica sta dibattendo molto. Infatti ritengo anche che oltre a questo tema in questo momento dovremmo anche riuscire a portare avanti gli altri temi importanti, ossia quello della ripresa dell'Italia, che ancora comunque, malgrado i vari incentivi, i vari aiuti e le varie, diciamo, mosse fatte in questi mesi dai governi, ancora oggi non abbiamo, diciamo, segnali del tutto incoraggianti, per cui metterei anche al centro che in questo momento dobbiamo pensare a far sì che l'Italia, soprattutto per il fatto che sta creando debito per poter partire e ripartire da questo momento, debba fare tutti i passi giusti per poter trovarsi nel 2022 in una situazione totalmente diversa. E ecco, per cambiare argomento mi dà l'assist, Sindaco, rimanendo in campo calcistico. Questo G20 che si è tenuto a Venezia, prima ne abbiamo parlato anche con l'ex sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, questo G20 che lancia il patto di Venezia e la tassazione minima globale per le multinazionali, è un segnale, è un risultato importante per l'Italia? Io credo di sì. Credo anche che ci sia ancora molto da fare, ma certamente è un punto di partenza importante anche, diciamo, su una equità fiscale da mettere per le grandi aziende, e tanto c'è ancora da fare soprattutto su quelle del web, che ricavano tanto diciamo, dal punto di vista dei profitti, ma danno davvero poco a livello globale in termini di tasse. Carpanese, lei che sensazione ha? Nel senso, in tanti hanno parlato di una rivoluzione fiscale, di una presa di posizione quasi strategica, storica. Condivide questa analisi? Beh, sicuramente forse è la prima volta che l'Europa punta i piedi sui colossi del web, perché è da anni che si tenta comunque di far sì che questi colossi, che utilizzano poi le linee nazionali dei vari stati e hanno anche i clienti o gli utenti che sono utenti mondiali che appartengono ai vari stati, non hanno mai praticamente pagato le tasse corrispondenti e effettivamente danneggiando anche un tessuto economico diffuso e capillare come è quello italiano, che è costituito anche dalla piccola e media impresa e come anche dalla grande azienda, ma in questo modo particolare penso anche a tutti i sistemi del settore del turismo e anche in altri ambiti per quanto riguarda le piattaforme di comunicazione delle vendite online, portando dei grandi danni al settore del commercio e anche al settore produttivo, e quindi è forse la prima volta che questo accade. Poi quello che è stato stabilito al G20 della ridistribuzione delle utility e degli utili mi sembra anche un primo passo per ricambiare una serie di equilibri nei rapporti economici tra gli stati nazionali in Europa, ma anche tra quelle che sono le grandi potenze. Quindi è un primo passo verso una ripresa economica europea, italiana, ma direi anche un nuovo asset mondiale di ridistribuzione in qualche modo, se si può dire, di questo settore, di parte delle ricchezze che questi grandi colossi hanno, diciamo, anche utilizzato per i loro investimenti anche su altri campi in tutti questi anni. Certo. Quindi è forse anche una forma, a mio avviso, di controllo degli orientamenti, degli flussi economico-finanziari a livello mondiale ed europeo.
Tra l'altro questo da un punto di vista, diciamo così, politico, internazionale, economico, diciamo che sabato si sono anche registrati degli scontri o comunque attimi di tensione con i manifestanti. Qua possiamo vedere queste immagini che hanno fatto il giro del mondo. Fortunatamente però alle 6:30 di sera la situazione è rientrata. Qui di fatto i manifestanti hanno tentato di dirigersi verso la zona rossa dell'Arsenale, quindi di spostarsi dalle zattere, per intenderci, al ponte dell'Accademia. Grigoletto, si è evitato il peggio, questo lo possiamo dire, insomma. Sì, fortunatamente sì, anche perché il peggio purtroppo negli anni passati lo abbiamo visto troppe volte, quindi sì, si è evitato il peggio. Penso anche che un plauso vada fatto alle forze dell'ordine, che chiaramente sono preparate ovviamente in questi momenti, perché sappiamo appunto questi movimenti a cosa puntano. Comunque anch'io vedo positivamente appunto il Patto di Venezia e credo anche che sia importante anche per le ricadute che potrà avere positive a livello anche di editoria, perché penso che anche sia importante un intervento a salvaguardia anche dell'informazione di qualità e professionale, che deve essere appunto garantita. Ecco, qua vediamo proprio, ringrazio Francesco Ceron e Marco Gagliazzo in regia, vediamo il momento forse più teso di sabato pomeriggio. Carpanese. Sicuramente quasi sempre quando ci sono i G7, i G20, ci sono sempre delle controazioni da parte di movimenti di opinione o comunque da parte di altri gruppi che magari non condividono determinati tipi di scelte strategico-economiche. In questo caso a Venezia, così è stato detto da alcune verifiche, erano presenti degli ambientalisti e comunque anche altri gruppi di opposizione a quello che si richiama essere un concetto delle elite economiche, ma di fatto è stato un punto secondo me importante di accordo all'interno dell'OSCE anche per stabilire nuove regole di comportamento per quanto riguarda i mercati internazionali, quindi anche una ridistribuzione della ricchezza verso i paesi di via di sviluppo che forse fino a poco tempo fa non si era mai valutato. Ecco, quindi è un'apertura, direi forse una seconda fase rispetto alla globalizzazione. C'è un'impostazione che va verso un'economia solidale e un'economia moderna, sempre una macroeconomia comunque. Scopella, chiudo con lei. Possiamo dire che tra europei, Berrettini, perché comunque dobbiamo citare anche la domenica del grande tennis del nostro Matteo Berrettini, G20 e quant'altro, l'Italia ha acquisito centralità e soprattutto che questa centralità, se ben utilizzata, può anche diventare importante, strategica per i territori e le comunità locali. Credo di sì, assolutamente. Certamente la spinta che dà lo sport in quest'ultimo fine settimana, il risultato del G20 di Venezia possono essere certamente degli elementi importanti, soprattutto se accomunati ad una spinta che dà il Presidente Draghi di credibilità e di solidità del nostro Paese. Quindi chiudiamo così, prendendo ciò che di buono c'è stato in questi giorni, sperando che anche questa variante Delta ci conceda tregua o comunque non faccia lievitare il numero dei ricoveri, delle ospedalizzazioni. Ne ha parlato anche a 12:30 nel corso della nostra intervista il governatore Zaia, perché la questione adesso è questa: capire
quanto questa variante Delta, al di là del mero contagio, della mera infezione, mi corregga se sbaglio Grigoletto, poi incida nella carne viva e negli ospedali sostanzialmente, perché questo è il tema che dovremo monitorare da qui alle prossime settimane. Saluto e ringrazio Dario Scopel, sindaco di Serena, coordinatore provinciale di Forza Italia per Belluno, Silvia Carpanese, Fratelli d'Italia Padova, grazie Carpanese. Grazie Grigoletto, grazie per essere stato qui in studio con noi, e tutti gli aggiornamenti subito dopo la pubblicità. Siamo di nuovo in onda, battute conclusive per la nostra diretta che oggi vi ha raccontato questo inizio di settimana per certi versi galvanizzante dopo la notte magica vissuta ieri, notte magica ma per certi versi un po' pericolosa, perché abbiamo visto e vi abbiamo documentato scene di assembramento. Vedremo nelle prossime ore, si sta sviluppando anche un dibattito attorno a questo. C'è poi un giallo a Venezia, nelle prossime ore vi daremo ulteriori dettagli. Questo uomo in costume da bagno che è stato ritrovato morto, annegato, probabilmente si dice stava festeggiando proprio la vittoria degli europei. Non solo, ci sono tanti altri temi, un'importante operazione antidroga a Mogliano Veneto, poi la presenza del presidente dell'Istituto Superiore, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ad Auronzo per un convegno. Brusaferro che ha parlato ovviamente del Covid e di variante Delta. Abbiamo sentito il governatore del Veneto Zaia, dalla pesca al G20, passando ovviamente per la questione sanitaria, e tutto questo alla vigilia dell'approdo del DDL Zan in aula, che appunto anche qui sta crescendo la tensione, e vi documenteremo tutti gli aspetti politici. Vi ricordo in ultimissima battuta gli ospiti di questa sera a Ring con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15, Beppe Dossena, il grandissimo campione italiano, calciatore della nazionale negli anni 80, Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto, Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità. Vi abbiamo mostrato anche il sondaggio, il cui esito sarà diffuso proprio su Ring questa sera. Se appunto questi assembramenti, questi caroselli vi spaventano in termini di contagio, abbiamo aperto le linee, eccoli qui i numeri in sovraimpressione per dirci la vostra. È davvero tutto, rientriamo in diretta alle 18:30 con il telegiornale del Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Saluto e ringrazio dalla regia Francesco Ceron e Marco Gagliazzo. Grazie e buon proseguimento di giornata.